Siamo un'altra conferenza in cui si parla sempre di tematiche internazionali, ancora di più, ma anche legate al territorio, legate naturalmente alla nostra storia ed identità veneta. E infatti parliamo di diritto internazionale e sovranità, quindi legato alla questione dell'autonomia e dell'indipendenza del Veneto. Quindi un tema che per oggi, che è San Marco, che è la festa del nostro santo patrono e quindi della nostra identità di popolo veneto, è una tematica sicuramente molto importante. Ringrazio innanzitutto l'avvocato Andrea Signorini, credo un applauso che ho chiesto di moderare questa conferenza particolare, non certo semplice. Ringrazio gli altri relatori, quindi il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, Marino Zoccatelli, che oltre che presidente dell'Associazione Veneto Russo è presidente del Comitato Veneto Indipendente, ma poi spiegherà meglio, anche lui. E naturalmente il professor Daniele Trabucco, che ci onora e ci fa piacere per la sua presenza. Un applauso anche per Daniele. Solo un piccolo passaggio dicendo che ci tenevo alla loro presenza perché sono persone naturalmente che sono a conoscenza di tutto quello che è stato il percorso di quegli anni in cui si è iniziato a discutere in maniera seria della questione dell'autodeterminazione, dell'indipendenza, dell'autonomia del Veneto, e che in prima persona si sono, diciamo, prodigati in questo senso. Naturalmente noi riteniamo che ne vogliamo parlare perché riteniamo che sia una questione importante sia dal punto di vista giuridico, quindi ringrazio il professore e l'avvocato, ma anche dal punto di vista politico e geopolitico, visto che anche prima si è parlato di Europa, del fatto che l'Unione Europea è una cosa, ma l'Europa dei popoli è o dovrebbe comunque essere un'altra, e quindi riteniamo che sia un argomento assolutamente importante su cui riflettere. Quindi vi ringrazio ancora, lascio la parola all'avvocato Andrea Signorini. Prego. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ringrazio l'onorevole Vito Comencini e l'Associazione Popolo Veneto per la splendida location e anche i temi importanti che vengono trattati oggi. E passo la parola al professor Trabucco, che spiegherà meglio il tema sulla sovranità e l'autodeterminazione. Grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti. E quindi io sono onorato di essere qui con voi, e quindi il primo ringraziamento sentito va all'onorevole Vito Comencini, all'Associazione Popolo Veneto, al Comitato per le Pasque Veronesi, per questo graditissimo invito. Poi è stata anche un'occasione per rivedere gli amici. E ne partiamo subito con una domanda provocatoria. Voi la volete l'autodeterminazione del popolo veneto? Bene, per raggiungere questo risultato dobbiamo fare un primo passo, che prima che essere giuridico è filosofico. Dobbiamo buttare al macero le categorie della modernità, perché le categorie della modernità con la quale sono innervati gli ordinamenti giuridici statali sono la causa che impedisce nel tempo presente, ma che impedirà pro futuro qualunque forma di autodeterminazione. Ovviamente cercherò di spiegarvi il perché di questo argomento, però per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo. Voi sapete che il concetto di Stato è un concetto che nasce con il pensiero moderno. Stato modernamente inteso, lo chiamava un costituzionalista Vezio Buffoni, nasce quando gli staterelli che formavano l'impero decidono di diventare indipendenti sia rispetto all'impero stesso sia rispetto alla Chiesa. Questo è il momento che convenzionalmente fa nascere lo Stato moderno. Lo Stato moderno nasce con una caratteristica. Com'è lo Stato moderno? Io lo spiego spesso ai miei studenti a lezione, no? Lo Stato moderno ha la caratteristica della sovranità.
Stato moderno è uno Stato sovrano. La sovranità è problematica, è la nemica dell'autodeterminazione. Perché che cos'è la sovranità? E anche qui dobbiamo tornare ad avvolgere il nastro del tempo, tornare quando nel 1576 Jean Bodin pubblica un'opera, la scrive in lingua francese, noi vediamo il titolo italiano, 6 libri sullo Stato. E Bodin in quest'opera, sapete come definisce la sovranità? Facciamo una parafrasi della sua riflessione. Sovranità è un potere supremo. La sovranità è un potere che non riconosce alcunché sopra di sé. La sovranità diventa essa stessa la fonte di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Lo Stato moderno, lo dirà il mio amico professor Vernacottola che lavora con me all'università e che ha scritto delle pagine su questo, è il grande Leviatano. Hobbes lo chiama il Dio mortale a cui dobbiamo la nostra pace e la nostra sicurezza. La sovranità nasce in chiave anticristica, antireligiosa. La sovranità nasce con lo Stato e lo Stato è secolarizzato, è svuotato non solo di Dio ma del riconoscimento di qualunque ordine naturale. Noi oggi parliamo di LGBT, di woke, di tutte queste cose qua, perché sono i risultati della causa, sono gli effetti della causa, e la causa è proprio la sovranità. Perché lo Stato non può mettere nulla sopra di sé, non può ammettere alcun criterio. Il brocardo latino che definisce la sovranità è superiorem non reconoscens. Lo Stato non può ammettere alcunché di superiore, perché è sovrano. La plenitudo potestatis, non c'è nulla fuori dello Stato. E anche se oggi viviamo una crisi dello Stato nazionale, prima è stato detto molto bene nel primo ciclo di conferenze, noi oggi stiamo semplicemente spostando il livello della sovranità dal piano statale al livello sovranazionale. Chiamiamola Unione Europea, chiamatela come volete voi, ma non cambia niente, operiamo sempre dentro la grammatica del pensiero moderno. Ma è nato con lo Stato, però è nato il costituzionalismo, le costituzioni dovevano limitare in qualche modo il potere. Ma chi ci crede a questo? Voi credete che davvero le costituzioni siano in grado di limitare il potere? La legge è pur sempre legge dell'ordinamento sovrano. La separazione dei poteri distribuisce le funzioni, forse, ma non distrugge il criterio ultimo della decisione. Ecco che allora in realtà le Costituzioni credono di sconfiggere lo Stato assoluto, ma in realtà lo Stato assoluto non viene veramente vinto, viene interiorizzato, viene proceduralizzato, viene reso impersonale e quindi diventa difficile da riconoscere. In questo contesto si inserisce la partita dell'autodeterminazione. Perché oggi, voi me lo potete dire, oggi comunque in questo contesto di sovranità si parla di autodeterminazione. Vito, nel saluto introduttivo l'ho detto chiaramente. L'autodeterminazione, se io penso ad alcuni colleghi internazionalisti, la definiscono come il linguaggio della libertà dei popoli. Ma è davvero questa autodeterminazione in questo contesto moderno il linguaggio della libertà dei popoli? Beh, apparentemente sì. La Carta delle Nazioni Unite del 1945 la definisce come principio. Il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966 la formulano come diritto. Allora l'autodeterminazione c'è, esiste, perché non ce la danno? Perché non ce la danno?
perché non possono darvela dentro il contesto della sovranità. Vi possono promettere l'autonomia, ma vedremo che quell'autonomia altro non è che una delega di funzioni che può essere tolta e cancellata in qualunque momento dal Leviatano sovrano. È vero che la Corte internazionale di giustizia, la CIG, che non è un elettrodomestico come mi trovato uno studente, ma è l'acronimo che sta per Corte internazionale di giustizia, la CIG ammette il diritto dell'autodeterminazione, ma lo ammette in uno spazio marginale, in uno spazio interstiziale. Dove è stata riconosciuta l'autodeterminazione? Soprattutto lo abbiamo visto negli anni 60 del secolo scorso, nei processi di decolonizzazione, o più in generale è stata riconosciuta rispetto a territori non autonomi o sottoposti a dominazione straniera, ma al di fuori di questi casi, secondo la giurisprudenza oggi dei iure condito del diritto internazionale pubblico, voi l'autodeterminazione potete chiederla e potete chiederla legittimamente, ma non ve la daranno mai se non cambiamo i parametri di fondo con cui opera il linguaggio giuridico. Qui c'è da fare non una rivoluzione, una controrivoluzione, ma una restaurazione dell'ordine. Questo è il compito che siamo chiamati a fare. Ma per farlo abbiamo bisogno di cambiare il pensiero. È vero che uno spiraglio era stato fatto con il parere della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010, lo conoscete, il parere del Kosovo. È stato invocato, ma è stato invocato in maniera ambivalente. La Corte non ha affermato nel caso del Kosovo, come ho letto erroneamente, un diritto generale alla successione unilaterale, non ne ha mai parlato. La Corte è stata una Corte democristiana, è stata una Corte ambigua, è stata una Corte che ha usato un linguaggio volutamente anfibologico, perché ha detto una cosa molto più limitata, cioè che il diritto internazionale generale ammette delle dichiarazioni di indipendenza, ma non ha mai detto se in quel caso concreto quelle dichiarazioni erano effettive o meno. Le autorità kosovare avevano agito da autorità costituenti e quindi quella dichiarazione era conforme al diritto internazionale, non ha detto che però era legittimata. Attenzione che i profili non sono la stessa cosa. E allora capite che l'autodeterminazione all'interno del linguaggio moderno è ammessa, sì, è ammessa, ma è ammessa in spazi marginali, in spazi limitati. L'autodeterminazione nella modernità, nell'impianto moderno, è stretta tra il linguaggio della libertà dei popoli e la forza conservatrice della forma dello Stato. Alla fine, autodeterminazione e sovranità entrano in cortocircuito. Perché? Perché la sovranità ti dice che deve esistere il centro ultimo della decisione. Oggi è lo Stato, domani è l'Unione Europea, dopodomani può essere Pinco Pallino, non è importante chi. Il problema è che la sovranità dice io decido per ultimo, io ho il pallino in mano della decisione. L'autodeterminazione gli dice tu devi decidere da sé. Allora chi decide, il popolo o lo Stato? Il parere del Kosovo dice che il principio di autodeterminazione non si applica agli Stati, si applica ai popoli, ma i popoli non sono delle realtà astratte, sono delle realtà storiche, delle realtà concrete, delle realtà che vivono in qualche modo nella realtà. E allora la modernità pone davanti un problema teoretico molto forte, teoretico, filosofico e politico molto forte. Perché una volta nato lo Stato moderno, il popolo, che può autodeterminarsi, ma limitatamente ai casi che abbiamo detto prima, viene assorbito nella macchina sovrana. Cioè il popolo, non esiste una definizione di popolo a livello internazionale. Chi stabilisce che cos'è il popolo? Stabiliscono i singoli stati. Ma a livello internazionale non esiste una definizione di popolo. E allora il popolo viene poi tradotto dai singoli stati in procedure, in apparati, in rappresentanze, in riconoscimenti esterni. Il popolo è proclamato sovrano, ci dice l'articolo 11 della anfibologica Costituzione italiana, ma non è mai veramente libero di porsi come criterio ultimo del politico, perché se fosse così i veneti avrebbero ottenuto l'indipendenza, cioè
si sarebbero autodeterminate, ma non si sono autodeterminate e non si possono autodeterminare se continuiamo a ragionare con le categorie moderne, perché le categorie moderne presuppongono il cortocircuito tra sovranità e autodeterminazione. Allora dobbiamo rassegnarci. Un popolo storico come il popolo veneto deve restare intrappolato all'interno di una alternativa insoddisfacente che è quella dell'autonomia? Ma guardate che l'autonomia di cui si parla è un'autonomia sottoposta a un regime concessorio, non è un elemento ontologico della comunità politica, perché anche se si dovesse concludere l'iter dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, spiego, quella norma della Costituzione che concede alle regioni ordinarie di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, premesso che quelle materie sono ipotecate dalla Corte Costituzionale, non arriverà nulla al Veneto, se non frammenti di competenze legislative e amministrative, non arriverà nulla. Ma domani mattina lo Stato sovrano che cosa fa? Approva una legge di revisione costituzionale e abroga l'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Cosa ne è rimasto delle preintese? Cosa ne è rimasto dell'intesa? Cosa ne è rimasto della legge di autonomia negoziata? Qual è il monito di Rousseau, padre della democrazia? Non la piattaforma Rousseau, ma Rousseau, il padre della democrazia. E sotto il potere della legge tutto è possibile. Tutto è possibile, sub legge. No, io invece sono qui a proporre una versione completamente diversa, una prospettiva diversa, che io cerco anche di insegnare ai miei ragazzi, che rimangono spiazzati tante volte, ma non perché lo dico io che non conto nulla, ma perché lo dicono i veri maestri del pensiero. E noi dobbiamo ritornare alle fonti del pensiero, dobbiamo tornare al pensiero classico. Il pensiero classico non è una forma di eruditismo o di archeologismo intellettualistico. Classico vuol dire che può ancora dire quello che deve dire, che non ha ancora esaurito quello che deve dire. Su questo io do ragione a Calvino quando scrive quel bellissimo saggio su che cos'è un classico. E allora dobbiamo avere il coraggio di sostituire finalmente la parola sovranità con un'altra parola, che è la regalità. La legalità non vuol dire indecisione, debolezza o dipendenza. La legalità non vuol dire rinunciare al comando, ma vuol dire che il potere politico, la politiche, non il potere partitico, ma il potere politico, non si fonda sulla pura volontà, come vuole il pensiero moderno, ma si fonda sulla responsabilità. La responsabilità di che cosa? Di custodire un ordine giusto, è l'ordine naturale. E nel momento in cui il pensiero contemporaneo lo nega, io nego che esiste l'ordine naturale, cade in contraddizione, perché vuol dire che allora nessuno di noi qui ha dei fini propri per natura, cadiamo nell'indifferentismo. Io posso essere qualunque cosa, posso vivere, morire, uccidermi, restare in vita, ma per voi è la stessa cosa? Non credo che sia la stessa cosa. E allora quando il pensiero contemporaneo, che è un pensiero non solo post-metafisico, ma anti-metafisico, soprattutto dopo Heidegger, capite benissimo che quel pensiero fa della volontà il criterio ultimo della decisione. Il gender, tutte queste cose qua, nascono da cosa? Dal primato della volontà sull'intelletto. Ma questo non è di oggi, di ieri o dell'altro ieri. Questo è il passaggio dal pensiero antico, classico, cioè perennemente attuale, al pensiero moderno. Già Occam in qualche modo aveva in sé i germi, i virus, lo sapete che dal latino vuol dire veleno della modernità. E allora dobbiamo sostituire la sovranità con la regalità, altrimenti vi accontentate dell'autonomia, altrimenti vi accontentate dei frammenti di competenze che non arriveranno mai, ma perché non possono arrivare all'interno del sistema geometrico legale. E allora la regalità ci dice che il potere è legittimo non perché si impone, ma perché è ordinato al bene comune e si lascia misurare da un criterio di giustizia che non è intrinseco all'ordinamento, ma è estrinseco all'ordinamento.
lo orienta. La vera Costituzione non è quella italiana del 48, non è quella francese del 58, non è la Grundgesetz, la legge fondamentale del 49. La vera Costituzione è la Costituzione naturale. È questa che funge da criterio ordinatore per la legge umana, ma è la lezione di Tommaso che noi abbiamo completamente dimenticato. La legge umana e la libertà dell'uomo non viene meno, ma si gioca sotto il profilo dell'attuazione, della specificazione della legge naturale. Ma noi questa dimensione l'abbiamo perduta con il pensiero moderno, che è un pensiero immanentista, ma Cornelio Fabro con il cogito cartesiano ce l'ha dimostrato in maniera paradigmatica. Allora, volete fare veramente politica alta? Buttate via Machiavelli, buttate via Hobbes, me ne porterà l'amico e collega il professor Bernacotto che ha scritto da poco una monografia critica però su Hobbes. Prendete Omero, l'autore dell'Ilia dell'Odissea, non entro in tutta la questione omerica, per me Omero è esistito realmente. Prendete Omero, perché Omero lo dice chiaramente nel secondo libro dell'Iliade. Cosa fa Odisseo, Ulisse? Ulisse deve ristabilire l'ordine nell'assemblea degli Achei e afferma che non è bene che i capi siano molti. Dice Omero, ci deve essere un solo re, colui al quale, aggiunge Omero, il figlio di Crono, Zeus, dai tortuosi pensieri diede scettro e leggi. E allora la legalità, che deve sostituire la sovranità, non appare come un dominio arbitrario, ma è l'unione regale di comando e di norma. Lo scettro del re Acheo indica sì il potere di guidare, sì le leggi, le temistes come le chiama Omero, cioè le regole sacre amministrate dai sovrani, ma non fine a se stesse. Non è il comando fine a se stesso, non è il comando per il consenso, ma è il comando che si fa guidare dalla giustizia come criterio ordinatore della comunità. E allora noi dobbiamo abbandonare, e mi avvio alla conclusione, dobbiamo abbandonare il concetto di potere come potestas, per recuperare invece l'idea della auctoritas, perché solo l'auctoritas rende il comando giusto e credibile. Ottaviano era dotato non prima di potestas, che era dotato prima di auctoritas, di autorevolezza, e in quanto dotato di autorevolezza è diventato princeps. Uso la terminologia ovviamente latina ecclesiastica. E allora ha ragione Tommaso nel De Regno quando dice che il re, quindi diremo noi oggi colui che è dotato del potere politico, ma sarebbe meglio Rezius dire del potere regale, è colui che governa una moltitudine, però ordinandola al bene comune. La legalità non toglie il comando, ma fa sì che quel comando abbia un fine. Rex est qui multitudinem civitatis vel province, et propter bonum comune regit, insegna Tommaso nel De Regno. Ma allora, se cambia la grammatica moderna, cambia anche l'autodeterminazione. Perché? Perché allora l'autodeterminazione è la conseguenza naturale della legalità. Non è una concessione che si muove all'interno degli spazi marginali e interstiziali della sovranità. La legalità vuol dire che il popolo veneto si dà una forma politica conforme alla propria natura storica e al proprio bene comune. Cioè la legalità offre all'autodeterminazione il suo vero luogo teoretico. Perché questo? Perché riconosce che un popolo non è una somma di volontà mutevoli. Non c'è la mia, la tua, la sua e quella di Caio e Sempronio. Ma non è nemmeno un semplice corpo amministrativo, ma è una comunità reale, storica, morale, legata da memoria, da costumi, da lingua, da istituzioni, da corpi intermedi. Questa mattina hanno fatto
Hanno ricordato i martiri delle Pasque veronesi, ma non è stato solo una memoria, non è solo una memoria, non è solo un ricordo. C'è un'anima che vibra, che fa e che dimostra concretamente come questo corpo è un qualcosa di storico, di concreto, è un qualcosa di reale, è un qualcosa di percepibile, è un qualcosa di visibile. E allora solo con la legalità l'autodeterminazione non viene concessa, non viene relegata solo in quei spazi che riconosce oggi il diritto internazionale pubblico, ma coincide con la possibilità di vivere secondo giustizia come popolo. È una conseguenza naturale, non legalistico, non necessitata, ma naturale di una comunità retta dalla legalità. È ovvio che oggi questo pensiero è totalmente eretico, è totalmente extra ordinem, è totalmente al di fuori. Ma amici, o noi cambiamo la prospettiva teoretica e di pensiero, altrimenti da qui non ne verremo mai fuori. Ci accontenteremo di intese, di preintese, di leggi di autonomia negoziata che dopo la sentenza della Corte Costituzionale non arriveranno mai, perché la Corte ha parlato specificatamente di specifiche funzioni e non di materie, ma non serviva nemmeno quella sentenza, lo sapevamo già prima, i costituzionalisti lo sapevano già prima. E quindi continueremo a ragionare in una logica concessoria. Volete veramente l'autodeterminazione? E io mi rendo conto che questo non è un percorso che facciamo dall'oggi al domani, è un percorso di pensiero. E allora qui noi che cosa stiamo facendo? Quindi grazie Vito con l'associazione, gli amici, noi stiamo cercando di fare un po' come l'effetto domino, no? Cioè nel momento in cui cade il primo tassello, pian pianino, progressivamente cade l'altro. Voi lo fate nella vita di tutti i giorni, nel vostro lavoro, nella vostra attività, io cerco di farlo a livello universitario, ma è questo. Ed è questa oggi la preghiera che rivolgiamo a Marco. A Marco che è non solo evangelista, ma è patrono di Venezia, delle genti venete, oggi, no? Quindi patrono non di una regione, perché le regioni sono cose moderne, le regioni nascono con la Costituzione, tra l'altro imposte autoritativamente dall'alto, no? Le regioni, nella Costituzione del 48, patrono del popolo veneto, cioè patrono, colui che intercede dei nostri corpi e delle nostre anime presso l'Altissimo. Ecco, allora se noi cominciamo a cambiare prospettiva, cominceremo a vedere le cose in maniera diversa. Chiediamolo questo a Marco. Non lo troveremo oggi, non lo troveremo domani, forse non lo troveremo fra un anno, 2 anni, però possiamo dire di aver paulinamente combattuto la buona battaglia. Grazie. Grazie al professor Trabucco per la precisa esposizione. Lasciamo la parola al presidente Capelli per l'esposizione di un caso Veneto. Grazie. Ovviamente il professor Trabucco ha notato con molto utile, può essere con molto interesse per quello che ha detto. A me ha colpito una parola particolare quando ha parlato di restaurazione, e questo è quello di cui dobbiamo parlare, perché dopo questi sconvolgimenti che sono stati causati c'è un punto di frattura nella storia anche del Veneto, perché le Pasque veronesi che abbiamo ricordato questa mattina sono una storia del Veneto. Verona fa parte del Veneto. Il punto di rottura ovviamente rispetto al prima e al dopo non è dubbio che è rappresentato dalla rivoluzione francese, e il noto pensatore Joseph de Maistre definì un fenomeno radicalmente sovversivo, un programma fondamentalmente anticristiano, cioè una cospirazione occulta delle sette anticristiane e un'origine preternaturale diabolica. Cioè questi termini usò definire la rivoluzione francese, da cui derivano tutti i nostri mali anche attuali, a cui arrivarono le armate di Napoleone fino a Verona, che poi diedero origine appunto alla reazione popolare e all'insurrezione veronese delle Pasque veronesi. Quindi, continuando a citare De Maistre, cioè era l'obiettivo di costruire una società terrena senza Chiesa, senza Cristo, senza religione,
La rivoluzione francese costituì una fase di quella misteriosa lotta tra la Chiesa divina e l'antichiesa satanica che anima le vicende dell'età moderna. E quel filo, diciamo, di questa rottura rispetto a una concezione tradizionale del diritto, della sovranità, che era una concezione tutto sommato che si creava nel tempo con le consuetudini, consuetudinaria, basata su regole morali, sui 10 comandamenti, se vogliamo, ma sul rispetto di queste regole morali, e anche il concetto di sovranità, un popolo, uno Stato, un territorio che condivideva dei valori comuni, una religione, che si dava un ordinamento e riconosceva la legittimità di chi lo governava. Quindi c'era un principio di legittimità che derivava dalla storia che aveva ogni popolo. Ecco, questa rottura che viene fatta con la rivoluzione francese è quella che ha introdotto poi invece il fare politica con l'usurpazione, l'inganno, le ruberie e ogni tipo di sopruso che abbiamo visto nel corso anche della storia del Veneto, dalla di Venezia fino poi all'annessione al Regno d'Italia, fino al referendum del 1866. Noi vediamo tutta una continuità di soprusi, di usurpazione, ma questo interessò non solo il Veneto, tutta l'Italia fu soggetta a questo nuovo regime di concezione di fare lotta politica basata su questo. Ecco, qui non è che sia solo il Veneto, anche il Regno delle Due Sicilie, piuttosto che altri regni che costituivano la vera Italia, l'antica Italia che ci ammira il mondo intero e che viene a visitare per vederne le bellezze nella storia, nell'arte, nei monumenti, le chiese che vengono a visitare Verona, vengono non per vedere lo stadio Bentegodi, cioè vengono a vedere l'arena, la Verona romana, la Verona classica, insomma, cioè le città, tutta l'Italia è così, qualunque città italiana ha una storia oltre bimillenaria. Ecco, quindi venendo diciamo al Veneto in particolare, quello che però a me ha colpito è che dopo diciamo 150 anni più o meno, insomma, il Veneto ha avuto l'occasione di dire ancora la sua con dei referendum, con delle leggi che furono anche grazie al consigliere Stefano Valdegrande riportate avanti in consiglio regionale. Mi riferisco a quelle due famose, la 16 e la 15 del 2014, e volevano ridare la parola ai veneti sia sull'indipendenza e quella, diciamo, la versione B, ecco, sull'autonomia. Poi sappiamo come è andata a finire, cioè la Corte Costituzionale bocciò totalmente la prima e ammise in parte la seconda, ma si andò al referendum nel 2017. E fatalità, il 22 ottobre, cioè che è la stessa data di quello che fu il plebiscito truffa, 21-22 ottobre del 1866, quindi praticamente sembrava quasi una data bene augurante, tant'è che infatti, a differenza del plebiscito truffa che diede come esito, che non ci credono nessuno, neanche i bambini, diede il 99,98% favorevole all'annessione del Veneto alla Regno d'Italia. Questo è ufficiale, scritto anche sulle targhe, anche mi pare sul municipio di Verona c'è una targa che ricorda il voto di questo plebiscito. Fatalità, 151 anni dopo, il popolo veneto vota con un'affluenza, mi pare, oltre circa il 60%, comunque se non addirittura oltre il 60%, su una legge che era l'autonomia, ma se avessero messo il quesito sull'indipendenza avrebbero ottenuto secondo me lo stesso risultato. Vota per oltre il 98%, se non ricordo male, per l'autonomia, per maggiore autonomia, cioè esattamente il risultato opposto a quello del plebiscito truffa. Quindi questa è la prova di quanto sia stata una truffa il plebiscito del 1866, perché se i veneti di oggi, nonostante il martellamento dei media, delle televisioni, tutti contro quella che è la nostra storia, il diritto di avere la nostra indipendenza e tutto, hanno votato al 98% per ritornare autonomi e, ripeto, se avessero messo il quesito di indipendenza il risultato non cambiava, sarebbe stato lo stesso.
Figuriamoci allora, cioè il Veneto del 1797 o del 1886 se votava per l'unificazione con l'Italia, cioè quindi è chiaro che è stato un plebiscito truccato, truffato in tutti i modi. A Verona furono anche, grazie anche al Comitato Pasco Veronesi, furono allestiti qualche anno fa degli esempi di seggi elettorali si svolse del referendum del 1866, no? Cioè con le urne distinte del sì e del no, non c'era voto segreto, era voto palese, quindi questa è la storia, insomma, no? Questo anche nel Regno di Napoli, non solo da noi, e con la presenza militare già dei carabinieri del Regno di Savoia già presenti nei seggi, quindi chi entrava, lei per cosa vuole votare? Deve votare sì o vuole votare no l'annessione? Ecco, ovviamente con tutte le intimidazioni, le truffe, i brogli che seguirono. Ecco, noi avevamo ricostruito l'ufficio in Piazza Bra, se non ricordo male, e la gente veniva a votare, così quasi per gioco no? Veniva a votare, e anche lì fu confermato quello che pensavamo, cioè che la stragrande maggioranza votava no all'annessione al Regno d'Italia. No? Quindi era un'ulteriore prova di come ci fu un sopruso. Quindi dalla rivoluzione francese si ruppe quel legame in qualche modo di onore che deve regolare anche la vita pubblica, no? Cioè quello di rispetto della parola, rispetto della morale, no? Cioè niente, quello che conta è il fine, calpesto la morale pur di raggiungere il fine per un mio interesse. Quello vediamo anche oggi, dove nelle guerre moderne, stiamo assistendo anche in questi giorni, purtroppo a come quello che accade, insomma, non solo qui da noi, prima Eliseo ha parlato dell'Ucraina, però possiamo citare l'Iran, la Palestina, il Libano, dove degli eserciti stranieri entrano e fanno quello che vogliono, non rispettano nulla, ammazzano donne, bambini, bombardano scuole, cioè è il diritto internazionale quello. Allora capiamo che se non torniamo appunto a una restaurazione che porti a restaurare quei valori che ordinavano gli antichi stati, erano basati sull'ordine naturale, sulla morale naturale, sui 10 comandamenti, noi diciamo sì, allora sono stati cristiani, certo erano stati cristiani, perché dobbiamo vergognarci di questo. Io sono per tornare agli stati cristiani in Europa, non agli stati ateo o allo stato indifferente. Lo stato indifferente alla fine porterà sempre contro quello che è il diritto naturale, sarà sempre fuorviante, non sarà una garanzia di stabilità, di pace per tutto. Perché la pace, oggi tutti vogliono la pace, però ci sono le guerre. E perché? Perché la pace deve derivare anche da un riconoscimento dei diritti naturali, dei diritti morali, dei diritti di Dio, perché noi riteniamo che ogni potere deriva da Dio, non è che deriva così perché uno lo pesca alla lotteria, è un diritto che deriva da Dio, che è già insito nella natura delle cose. Ovviamente gli stati moderni sono loro stessi Dio e decidono a maggioranza ciò che è legge, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, e quello che fino ad oggi erano considerati delitti, oggi sono diritti, hanno cambiato, no? Quindi matrimonio fra uomo e donna, no, deve essere fra uomo e uomo, fra donna e donna, fra l'uomo e il cane, cioè quello che era un diritto naturale viene stravolto, diventa, cioè prima era un peccato sanzionato giustamente, adesso è un diritto. Questo è un esempio, diciamo, eclatante, ma potremmo farne tanti altri. Ecco allora che io vorrei tornare appunto al fatto che il Veneto, come diceva il professor Trabucco, ma non solo il Veneto, tutta l'Europa in qualche modo ritorna a questa visione, questa concezione, diciamo, morale, anche basata su principi morali cristiani, altrimenti non ci sarà, è destinata a scomparire, cioè non avrà un futuro. Ecco, e potremmo dire di questo su tutto quello che è stato il cosiddetto risorgimento, no? Perché anche qui ci sarebbe un'altra pagina di storia da riaprire, perché insomma il risorgimento fu una guerra alla fine contro
la Chiesa, contro la religione cristiana, ovunque arrivavano questi nuovi governanti, nuovi stati, venivano introdotte leggi per l'espropriazione dei beni, per introdurre leggi contro il diritto naturale, e questo è nato all'Italia attuale, non è che è nata, diciamo, dall'Italia tradizionale. Quindi noi vogliamo invece tornare all'Italia tradizionale, anche all'Europa tradizionale, che era l'Europa dell'impero, del Sacro Romano Impero, degli stati che sapevano unirsi per combattere contro gli ottomani, contro il turco, contro Alepanto. Cioè, questa era l'Europa a cui dobbiamo guardare, non certo quella di oggi che invece si coalizza, guarda caso, contro chi? Contro la Russia post-comunista, la Russia di oggi, che ha riscoperto i valori cristiani e fa le leggi a tutela della famiglia, a tutela della morale naturale. Ecco, oggi l'unico grande Stato, un paese che ha detto no a queste ideologie folli, globaliste, mondialiste, no, del gender, è la Russia che sta difendendo questi valori. Allora questo è uno anche dei motivi di questo odio verso la Russia, è anche ideologico, non è solo i beni che ha la Russia per le risorse che ha, perché voglio comandare io no, c'è anche un elemento ideologico dietro. E allora se non comprendiamo questo, non comprendiamo quella che è la vera battaglia che oggi si sta combattendo fra il bene e il male, che non è più, diciamo, se vogliamo, su destra o sinistra nel senso classico, ma fra verità, giustizia. Il concetto di giustizia è importantissimo, ma il concetto di verità, di morale. Ecco, tutto questo deve essere recuperato anche nella formazione, nella scuola, nell'insegnamento ai nostri figli, ai nostri giovani, perché altrimenti il futuro sarà sempre peggio. Io invece sono fiducioso che invece di fronte a questo ci sarà una reazione che porterà a questa restaurazione, a questo termine. Quindi io sono appunto per la restaurazione dell'Italia, dell'Europa, sulle fondamenta cristiane. Grazie al Presidente del Fratello. Adesso lasciamo la parola al consigliere Stefano Valdegamberi, che esprimerà i suoi nuovi concetti anche sulla geopolitica internazionale. Buon pomeriggio a tutti. Io parto dall'amico Trabucco che ha fatto le sue riflessioni. Lui è stata una riflessione fortemente controcorrente, ovviamente, rispetto, e che analizza alla radice l'essenza dello Stato. Chi siamo? Cos'è lo Stato? Il senso stesso il concetto di Stato. Oggi è detto che questo Stato comunque ha questo grado di autoprotezione che nega qualunque anche principio di autodeterminazione, diventa del tutto marginale questo potere conservativo e autotutelante. Io dico che se fosse così sarebbe anche, non sarebbe male, a parte il fatto che il principio del diritto internazionale di autodeterminazione e quello di integrità degli stati, due principi che sono comunque presenti nel diritto internazionale, vengono applicati ad libitum a seconda di un altro principio, dell'interesse di una certa parte del mondo. Io ho scritto un libro recentemente che si chiama Il Vangelo secondo il dollaro, che è un libro che vuole analizzare il perché, qual è il vero movente della finanza che muove tutto il sistema mondiale, e perché certi conflitti nascono e perché altri conflitti non nascono, e perché certi paesi sono canaglia e altri, pur essendo canaglia, non lo sono. Tutto in funzione di un potere finanziario superiore, e dove anche il diritto internazionale si conforma a questo potere superiore. Quindi pensare gli stati, secondo me, oggi sono totalmente, anche nell'eccezione che ha contestato il professor Trabucco, di fatto sono totalmente dei poteri svuotati da un potere superiore che è al di fuori della politica e al di fuori degli stati stessi, ed è un potere che detta l'agenda politica attraverso le aggregazioni internazionali e sovranazionali, e impone delle direttive molto chiare che interessano gli stati, interessano le imprese, interessano la vita civile, interessano le persone. Noi siamo fortemente condizionati da un potere
che di fatto nega un principio costituzionale che è la sovranità appartiene al popolo. Se fosse vero, è stato contestato in parte questo principio, ma non è nemmeno così. Abbiamo una parvenza, una fiction, si direbbe oggi, di sovranità, ma di fatto la sovranità appartiene alla grande finanza, la quale educa, istruisce e conduce il popolo secondo il controllo, attraverso il controllo dell'informazione. Noi crediamo ciò che è bene e ci dicono ciò che è bene e ciò che è male a seconda di un sistema di informazione che ci presenta qual è il bene e qual è il male, ma noi non abbiamo la possibilità di verificare la realtà. C'è una realtà, c'è una narrativa che viene raccontata, come diceva un professore ancora tempo fa, mi ricordo un esame che era mi pare di relazioni industriali, all'economia commercio, diceva c'è un fine dichiarato e un fine perseguito. E nella vita, se ci vogliamo bene, c'è sempre una narrativa che vuole far credere ciò che la gente vuole sentirsi dire per giustificare un fine che è quello vero, quello realmente perseguito, che sta appunto nascosto da questa narrativa ed è quello il vero obiettivo che si vuole raggiungere. Se noi guardiamo bene i conflitti che hanno riguardato anche gli ultimi 50-70 anni, hanno avuto tutti un fine dichiarato, un fine percepito. Non so, prima che mi viene in mente, cito anche nel mio libro, li ho fatti analizzati un po' tutti, pensiamo alla guerra in Iraq, l'antrace, le armi chimiche di Saddam, bisogna spaventare, bisogna trovare la condivisione democratica, quindi la condivisione attraverso un intervento che aveva tutto fuorché la difesa del popolo, l'interesse del popolo, fuorché delle armi chimiche che non sono mai esistite. Lo stesso Tony Blair ha detto, sì, ci siamo sbagliati dopo aver fatto 300-400.000 morti, aver fatto sanzioni, mettendo a morire persone, popoli. Ecco, il fine vero è quello sempre della supremazia del dollaro attraverso il controllo delle materie prime, le quali devono essere pagate in dollari. Il problema non è tanto controllare la materia prima, è che sia pagata usando la moneta americana, così c'è tutto un circuito che non sto qua a spiegarvi, che mantiene in piedi l'impero, e quando tu disubbidisci a questo vieni pulito. E quindi ci sono dittature che sono amiche, dove c'è la negazione dei diritti della donna, c'è la negazione dei diritti umani, tutto quello che volete. Pensiamo all'Arabia Saudita, non mi dite che l'Arabia Saudita la donna è più libera dell'Iraq, non mi dite che c'è più libertà religiosa nell'Arabia Saudita per l'Iraq, tutt'altro. Eppure nella comunicazione abbiamo il cattivo da una parte e il buono dall'altro. L'importante è che il cattivo sia mio amico, diventa automaticamente buono. Chi sta alle regole del gioco che io impongo, cioè è in funzione all'interesse dell'impero del dollaro, è buono per definizione. Chi invece è magari meno cattivo del primo e non rispetta le regole diventa automaticamente il nemico da battere, al di là del fatto. E quindi quando noi abbiamo capito la logica del potere a livello mondiale, che purtroppo sta al di fuori degli stati, magari ci fosse la sovranità in questo paese, ma non c'è sovranità, c'è una illusione di sovranità, perché le direttive che noi riceviamo, il potere che noi riceviamo non appartiene al popolo e tantomeno al nostro Parlamento, appartiene. Adesso abbiamo raggruppato questi organismi sovranazionali, quali a loro volta le agende politiche li definiscono quelli di Davos. Stiamo portando avanti una serie di ideologie che vanno nel senso che prima anche il professor Trabucco ha contestato, giustamente ha detto, noi abbiamo disgregato la società, siamo arrivati addirittura, dopo aver disgregato la famiglia, la società, le regole, il potere in quanto l'espressione dal basso delle società intermedie, anche i partiti sono delegittimati, abbiamo delegittimato tutto fino ad arrivare a delegittimare per l'essenza che è la persona, l'identità della persona. L'ultima cosa che tu nasci neutro, decidi se essere maschio o femmina, creare la confusione totale, perché nel rendere l'individuo da solo, senza identità, senza orientamento, è fortemente manipolabile, facilmente manipolabile da questo sistema che ci conduce ad essere semplicemente dei tubi digerenti, stupidi e condizionati a fare scelte, a valorare scelte che un potere superiore, che non appartiene certamente al popolo, dice che sono giuste o sbagliate in funzione della autoconservazione di questo potere. Questa è l'estrema sintesi, e noi abbiamo visto la guerra, l'attacco che abbiamo
visto recentemente fatto al Venezuela, non è perché dopo aver essere stato sanzionato, io premetto non sono tutt'altro comunista, sono tutt'altro proprio a favore dei regimi, ma voglio spiegarvi come ci sono regimi buoni e regimi cattivi, a seconda dell'interesse ai quali rispondono. Ci sono quelli obbedienti che sono regimi buoni, quelli non obbedienti al sistema sono regimi cattivi, ma sono entrambi i regimi. E l'attacco a Venezuela non è tanto un attacco a Venezuela, è un attacco per le materie prime e è un attacco alla Cina. Oggi, e chi legge il libro poi spiego un po', è una mia lettura, non ho la presunzione che sia la verità, però vedrete che se leggete attentamente capite che una logica molto chiara e anche c'è nel fatto che oggi questo grande impero del dollaro trova un concorrente sempre più forte, il quale è anche a sua volta un partner, perché se pensiamo che la Cina 600 miliardi di fatturato dei cinesi lo fanno con gli Stati Uniti e a sua volta i cinesi detengono buona parte del debito pubblico americano. È fortemente interconnesso tra loro questa cosa, però cercare di contenere questo impero nuovo che sta emergendo, questo nuovo polo che può mettere in difficoltà il monopolismo, il monopolismo è una parola sbagliata, ma diciamo l'unico polo che c'era e l'unico centro di riferimento del dollaro di prima era cercare di attaccare l'Iran. Il problema dell'Iran è che trattava e tratta tuttora il petrolio usando lo yuan. Se l'Iran domani mattina dicesse state tranquilli, domani mattina paghiamo tutto in dollari, probabilmente viene finito l'Iran, diventa uno Stato, non importa se ancora portano il burka, non so se vengono ancora, non importa, improvvisamente diventa uno Stato buono. E quindi è un attacco indiretto alla Cina. Questi due ultimi conflitti è un braccio di ferro tra questi due mondi, che prima uno aveva il monopolio, l'altro anni fa era un mondo inesistente, si è talmente rafforzato, il mondo BRICS eccetera, che c'è questo grande braccio di ferro mondiale che può concludersi una catastrofe o può concludersi, se non una soluzione come ho prospettato io, secondo il dilemma del prigioniero nella teoria dei giochi. Alla fine entrambi c'è convenienza a mettersi attorno a un tavolo e trattare, cercare di costruire un ordine superiore che conglobi gli interessi di entrambi, perché lo scontro diretto porterebbe alla catastrofe mondiale. Questa è l'ipotesi che ho fatto ovviamente nel libro. Allora, ritornando al tema, parlare oggi di autonomia come concessione, è vero, guardate, io ho letto la legge, cioè questa autonomia che i Veneti avevano grandi aspettative, ma questa legge di autonomia, oltre che essere una concessione, diventa la concessione del nulla, anzi diventa peggiorativo di prima. Perché? Perché alla fine il tema di fondo che nessuno ha mai trattato seriamente è uno, e le risorse. Posso anche avere la gentile concessione di poter gestirmi delle cose, ma alla fine il fatto che le risorse, cioè che rimanga per il Veneto questa iniqua ripartizione di risorse a livello centrale, il cassa rimane sempre a Roma, il fatto che rimanga questa ingiusta e iniqua ripartizione delle risorse pregiudica a cascata tutto il resto. Voglio dire, noi paghiamo di più e riceviamo di meno dalla media nazionale. E questo non è accettabile. Noi siamo per la solidarietà con tutte le altre parti dell'Italia, nessuno vuole legare alla solidarietà degli altri, ma no, chiediamo responsabilità da parte di tutti di usare bene i soldi che vengono prodotti, ma soprattutto esigiamo che nel ricevere le risorse dello Stato un cittadino veneto abbia lo stesso valore di un cittadino campano, siciliano, di ogni altra parte del paese. Non possiamo ricevere di meno. Senza questo presupposto di partenza, che deve essere visto chiaro, nero su bianco, tutto il resto dell'autonomia risulta che date più competenze, date più cose da fare e i soldi, e senza questa ridistribuzione equa delle risorse, significa dover pagare di più ed essere ancora di più svantaggiati rispetto agli altri. È meglio rifiutarla a questo punto. Questa è la mia opinione personale, perché è stato addirittura messo il vincolo poi che non solo non si possono ricevere più risorse, ma se noi risparmiamo, siamo più bravi nel gestire le cose, dovremmo ripartire i vantaggi tra tutti. Si parlava di questo, scusate, questa mi sembra una presa in giro e non è certo la volontà che quell'anno con cui si sono espressi i veneti in quel referendum. Chiudo questa parentesi. E
per dire che oggi quindi noi viviamo in un mondo dove chi fa da padrone è chi è la grande finanza. La finanza nasce come ancilla a servizio dell'impresa, cioè produce le risorse, dà le risorse, presta le risorse all'imprenditore, il quale dovrebbe moltiplicare, distribuisce i vantaggi ovviamente a lui, al rischio imprenditoriale, a tutti i collaboratori, dipendenti, fornitori eccetera, e poi ripaga di questo con degli interessi la finanza, cioè la finanza è in funzione dell'impresa. La finanza oggi diventa invece, oggi siamo arrivati al paradosso internazionale in cui l'impresa è in funzione della finanza, cioè il contrario, l'impresa è sotto scacco della finanza, gli stati sono sotto scacco della finanza. Avete visto quando lo spread, la finanza ha mandato a casa governi che non rispettavano il Vangelo secondo il dollaro. Il problema dei governi italiani che sono stati mandati a casa, sapete cosa mi riferisco? Solo perché abbiamo cominciato a trattare autonomamente con Gheddafi, abbiamo cominciato a trattare autonomamente con il gas russo e quindi facevamo gli interessi dell'Italia e non dovevamo farli. Dovevamo stare sotto scacco del Vangelo del dollaro. Questa è la realtà. Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto di questo. Quindi la finanza è quella che poi, le regole della finanza sono quelle che dicono che oggi, se vogliamo mettere in uno Stato che è tra virgolette ribelle, ci sono dei meccanismi, tu non puoi più neanche fare un pagamento bancario, non puoi più neanche ricevere i soldi. Oggi trovavo di discorsi degli imprenditori, da storia del vino, mi dicevano guarda, in Russia noi potremmo ancora vendere, il problema è che non possiamo più neanche ricevere i soldi dalla Russia. Non ci permettono, perché se scoprono che riceviamo dei soldi dalla Russia ci bloccano dappertutto, cioè siamo in questa follia. Io mi chiedo, ma noi la politica italiana dobbiamo essere piegati a 90, sempre in eterno, io vedo che ovunque, io non c'ho niente con gli Stati Uniti, loro hanno ragione a fare i loro interessi, hanno ragione a continuare così, ma siamo noi che dobbiamo cominciare a pensare a fare i nostri interessi e basta, sì, non sia gli altri. Non possiamo, io vi dico, il conflitto russo-ucraino, l'ha detto Rubio, non ho detto Berlegamo, l'ha detto Rubio. Guardate che questa è una proxy war, c'è una guerra per procura tra Stati Uniti contro la Russia. Prima hanno voluto dividere, insomma stavamo crescendo insieme e il fatto di avere materie prime a disposizione a basso costo e avere un'industria creativa italiana, tedesca, francese in grado di far crescere in modo l'economia e diventare competitivi nel contesto internazionale e sfuggire di mano dal controllo da lunga mano dal di là dell'oceano. Allora cosa si è fatto? Si è vestito una montagna di soldi in propaganda, si voleva sui nazionalismi russo-ucraino, sapendo che l'Ucraina comunque è un paese diviso a metà, se parla uno dei Leopoli dove è stato sotto l'impero austro-ungarico, era polacco, ha una visione diversa da uno di Donetsk e Lugansk, sono due mondi diversi. Si è fatto bruttalmente leva su questo odio, cioè fatto riemergere questa divisione in funzione di dividere nuovamente l'Europa, di creare un nuovo muro di Berlino. Abbiamo ricreato il muro di Berlino oggi in Europa, questo è il paradosso. Ma perché questo? Perché quando i russi mi dicevano anni fa, guardate che queste cose qua non le fanno mica per colpire noi, le siete voi la vittima. E difatti siamo noi la vittima, perché ci volevano dividere la nostra capacità di crescere e svilupparsi e noi dovevamo crescere insieme a loro, ma questo qualcuno non l'ha voluto e adesso ci ha diviso, però ha sbagliato i conti. E glielo ho detto con gli americani, voi avete sbagliato i conti, poi se ne sono accorti, tant'è che con Trump hanno cambiato, ormai era tardi, voi avete fatto un grave errore, perché il problema vostro non è la Russia. Aveva ragione Berlusconi, per quanto mi fosse piaciuto, che ha detto guardate dobbiamo mettere la Russia nella NATO e nell'Europa tutti insieme, l'Occidente tutto insieme. Allora perché le materie ci avrebbero salvato tutti? Il problema non è la Russia, il problema è un altro soggetto. Avete messo nelle mani della Cina la Russia e le materie prime e avete rafforzato il vostro vero competitor. E la Cina è il vero competitor degli Stati Uniti, non è la Russia. E questo se ne sono accorto anche gli americani. Se ne sono accorti, tant'è che adesso cercano di cercare di riagganciare, ma è troppo tardi. Infatti i russi mi dicevano, ma perché noi siamo europei, vogliamo stare con il resto dell'Europa,
ma perché ci volete tagliare fuori e ogni giorno una bastonata in testa, ogni giorno una negazione di un accordo? L'accordo di Minsk, è vero, l'ho detto prima, era da dentro la stessa America, sono stati fatti semplicemente, era una fiction, non abbiamo fatto finta, dovevamo riarmare l'Ucraina, non erano fatti per volere la pace, quindi è tutto strumentale a un disegno che noi siamo stati zerbini dei interessi degli altri. E adesso, nonostante venga addirittura gli americani si dicono, beh, andate a prendere pure il petrolio, andate a prendere il gas, i volenterosi europei, Italia compresa, Meloni compresa, dicono no, a guerra ad oltranza. Ma vi rendete conto che stiamo andando verso l'isolazionismo internazionale, siamo autolesionisti e abbiamo fatto una politica boomerang fino adesso e stiamo continuando. Cosa vogliamo? Il lockdown energetico? Capite che manca una visione. Allora vi chiedo e concludo, ma questa cosa è perché siamo stupidi, è perché non abbiamo una visione, o c'è qualche regia dietro tutto questo? Chi ha interesse di distruggere? Io credo che questa Europa non sia governata nemmeno dai 4 governanti di basso livello che abbiamo in tutti i paesi, dal nord al sud. Ci sia una regia della grande finanza, la quale vuole arrivare all'obiettivo che dicevano prima, e abbassare il nostro livello di capacità di ceto medio, di capacità di produrre, di reagire, rendersi dei semplici, invaderci di ideologie che distruggono totalmente la nostra identità, la nostra storia, i nostri valori, e renderci veramente dei consumatori controllabili. Siamo depotenzializzati completamente nel contesto internazionale. L'Europa, che per secoli ha dominato il mondo, viene scaricata completamente di ogni potenzialità e noi stiamo cadendo in questa trappola. Grazie per l'intervento. Se ci sono domande. Vorrei chiedere al consigliere Valdegamberi se, sempre in quest'ottica qua, il fatto che nel 2013 il Vaticano ha subito il blocco, diciamo, dello SWIFT, no? Quindi del sistema di pagamenti internazionali, e poi è venuto fuori che c'era tutte quelle chat tra Podestà, insomma, l'amministrazione Obama, e quindi che si voleva anche in questo senso provocare in qualche modo le dimissioni di Benedetto XVI e di aprire la strada anche in quel caso a un papato più aperto anche all'agenda della grande finanza e alla fin fine anche del mondialismo e di tutto quanto ne deriva. Cosa ne pensi? Questa è una teoria che gira, però non è del tutto infondata. Lo SWIFT è uno, citato sempre nel mio libro, è uno degli strumenti di controllo mondiale degli stati. Cioè tu quando non riesci più a pagare, se il circuito, chi controlla le regole del circuito di pagamenti, chi controlla le regole della finanza, sanzioni, SWIFT, certificazioni, devi avere, guardate, c'è una serie di paletti che vengono usati, rating, abbiamo visto delle società americane, delle banche americane che sono fallite poco dopo, che avevano rating di massima affidabilità. Capite che sono strumenti di controllo, sono strumenti di potere che vanno sovranazionali e quindi condizionano le decisioni della politica degli stati. Ecco perché dico che la sovranità nostra, insomma, appartiene a 2 o 3 grandi gruppi finanziari mondiali, non appartiene a nessuno. Gli stati stessi sono totalmente svuotati, legittimati. Draghi fosse lo Stato, non c'è più neanche quello. Quindi oggi troviamo dei nostri leader che vengono eletti, prima di venire eletti dicono una cosa, e dopo le elezioni sembrano che siano usciti da un altro pianeta, cambiano completamente la loro agenda, quelli che erano buoni diventano cattivi, quelli cattivi diventano buoni, e allora la gente cosa fa? Non va più a votare, c'è la disaffezione, non ci crede più nessuno, e questo è il grande problema. Questa disaffezione al voto è perché non c'è più corrispondenza tra dire e fare. Si fanno le dichiarazioni anche sonanti di grandi principi, facciamo queste battaglie e la gente ti dà il consenso, e dopo, appena raggiunto il potere, arriva il Draghi di turno che ti chiama di Sparte, ti dà la lezioncina, ti prende per mano, ti accompagna agli Stati Uniti e dice guarda che il mondo funziona così, o segui queste regole oppure fuori. Grazie. Ci sono ancora domande? L'ultima. Grazie. Sente,
Perfetto. Vorrei tornare un secondo sul problema della definizione semantica e concettuale delle categorie. Per me è fondamentale. Termini come sovranità, autonomia, autodeterminazione vanno utilizzati con proprietà e consapevolezza. Cosa voglio dire? L'autonomia, se io riprendo proprio in pieno le cose che diceva il professor Trabucco, quindi sviluppandole in una certa direzione. L'autonomia è una categoria antropologica, prima ancora che essere politica, e se noi vogliamo veramente dare un'autonomia ai territori, dobbiamo cogliere questo concetto, nel senso che Platone ha indicato come capacità di far prevalere le parti intellettive, le parti superiori, le parti morali sulle parti concupiscibili e irascibili dell'anima. Questo vale per l'uomo, questo vale per lo Stato, perché lo Stato altro non è se non per l'appunto, nella visione moderna in particolare, direi proprio la proiezione in un senso Stare dietro. no, non riesco. Vieni di qua. È la proiezione in un Vieni qua senso. perché dici la cassa, secondo me. Voilà, adesso non c'è più interferenza. Bene, allora, questa autonomia che cos'è? Non è allocazione delle risorse economiche, è anzitutto intelligenza del bene comune nella duplice dimensione in cui possiamo intenderla, ovvero anzitutto ricerca del bene in sé che appartiene alla comunità, ma poi anche ricerca in comune del bene oggettivamente inteso. E il bene, e passiamo anche alla relazione precedente, perché il bene non è semplicemente di carattere economico, ma attiene al riconoscimento delle identità, e l'identità è nella natura. Qual è la vera matrice, la vera fonte, la vera origine della modernità assiologicamente intesa, come dice Danilo Castellano e come è stato ripreso dal professor Trabucco? È la negazione della conoscibilità della natura o l'affermazione della sua irrilevanza. È da questo che nasce l'idea di sovranità che noi dobbiamo tenere in considerazione nella sua dimensione propriamente moderna e propriamente direi anche di teologia secolarizzata. Perché quando Baudin, io vi cito un'altra definizione della sovranità è la puissance absolue et perpétuelle d'une république, quindi un potere, scusate, assoluto, cioè sciolto dai vincoli verso l'alto, verso Dio, ma anche verso il basso, verso la comunità, è perpetuo. Una volta uno studente mi chiese, ma cos'è questa perpetuità? Certo, possiamo intendere giuridicamente come la persistenza del potere nel tempo, no, ma è qualcosa di più modernamente, è la pretesa dello Stato di farsi Dio mortale, perché solo Dio è eterno, solo Dio perpetuo. Ecco perché dobbiamo veramente cogliere con molta attenzione questo concetto di sovranità, che oggi c'è ancora, anche se non è nel popolo, ma è decentralizzato e direi anche nascosto, occultato in questi sistemi di potere indecifrabili che però ci sono. Ecco, è un potere che pretende di essere sciolto da ogni vincolo. E per liberarci da questa idea di sovranità onnicomprensiva non si può che tornare ad una innervazione dell'autodeterminazione con il concetto classico platonico aristotelico di autonomia. E questo, un'ultimissima cosa la dico, questo, se vogliamo, come direbbe Dworkin, prendere sul serio l'autonomia, non possiamo non guardare al Donbass come esempio paradigmatico, perché quello è un popolo cui viene negato anche il nome Donbassesi, non è stato mai detto Donbassesi, Gazawi sì, Donbassesi no, mai, è un popolo che, attenzione, dal 1385, da quando il Trattato di Kewa ha riconosciuto il grandissimo, meraviglioso, cattolico, feudale Stato di Polonia e di Lituania, di cui faceva parte l'Ucraina, il Donbass ne è escluso, perché il Donbass è sempre stato russo, non russofilo, non russofono, russo.
E misconoscere le identità dei popoli, e concludo, è l'effetto del misconoscimento della natura nella quale alligna, si radica l'identità, tanto del singolo anche nel suo genere, quanto dei popoli e delle comunità. Grazie, scusate. Anche per questo un ringraziamento al professor Trabucco, al presidente dei Fratelli, al consigliere regionale Stefano Radagani e a tutti gli amici. Adesso c'è una pausa di 5 minuti. Se qualcuno, ho portato qualche libro con me, se qualcuno sta lì scontato di fuori, se uno ha piacere di leggerlo, le dinamiche che in estrema sintesi ho detto. Che avete, mi sentite lo stesso, vero? Sì. Che avete, diciamo, tenuto duro fino adesso. Concludiamo questo ciclo di conferenze che abbiamo intitolato Identità e Civiltà, che è un po', diciamo, il filone conduttore di tutte le questioni di cui abbiamo parlato, nel senso che poi si va quindi a riflettere sulla questione della nostra identità come popolo veneto, come popoli europei, come diciamo, persone che sono consapevoli della propria storia e appunto identità, e naturalmente civiltà, l'ispirazione un po' a tutto quello che è stato detto sulle questioni della sovranità dei nostri vari relatori, e anche naturalmente con un legame sempre anche da questo punto di vista storico, perché mi ha fatto molto piacere, insomma, che si è parlato di aspetti storici dell'antica Grecia, di tante cose che spesso vengono tralasciate nella politica attuale, che invece sono e rimangono fondamentali per capire da dove deriva quella che è la civiltà su cui si fonda il nostro paese, i nostri territori, la nostra patria, la nostra Europa. Sempre guardando però naturalmente l'attualità, e quindi abbiamo dei relatori che portano avanti queste battaglie identitarie, valoriali e di civiltà nell'attualità, come la portiamo avanti tutti, con naturalmente percorsi diversi, nel senso che oggi è stata anche l'occasione per sentire anche esperienze, testimonianze diverse di queste battaglie, di queste sfide a cui noi siamo particolarmente interessati. E quindi vado a presentare i relatori dell'ultima conferenza a cui io partecipo come moderatore, ma anche smoderato, nel senso che naturalmente magari cercherò di essere più estremista di loro, anche se è difficile conoscendoli, ma insomma è una bella battaglia anche questa. Allora, innanzitutto ringrazio anche gli amici, se non mi dimentico, che ci seguono online sulla nostra diretta Facebook. Ringrazio Luca Guarda, il nostro coordinatore cittadino, che ci ha supportato in questo senso. Ringrazio, che ho visto anche l'avvocato Ivone Carli, che è qui presente, un applauso, che è stata candidata anche lei alle elezioni regionali per la lista Resistere. E abbiamo appunto anche, e ringrazio tra i relatori, abbiamo l'amico Leonardo Guerra, biologo molecolare, esperienza proprio nel mondo sanitario, che insomma magari oggi tra l'altro è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato poco, ma non perché non sia di attualità, non sia importante, ma forse anche perché eravamo stufi in questi anni di parlare, però invece è sicuramente un elemento fondamentale, importante. Leonardo è stato candidato il più votato della lista Resistere alle elezioni regionali, ricordo la lista insomma, che ha fatto questo grande risultato antisistema, lista Resistere Sciunschi, è di Verona, è veneto naturalmente, insomma se le facciamo un motivo, un check-up l'abbiamo fatto a 360 gradi, ma non sappiamo bene di quali Guerra è, perché ne talmente tanti a Verona che non sappiamo quale ceppo, però insomma che sia veronese veneto, questo è poco ma sicuro. C'è con noi poi Alessandro Rancani, che l'avete già visto, conosciuto, un applauso anche per lui, che è referente di Democrazia Sovrana e Popolare di Verona, e naturalmente poi parleremo anche di quello. E ringrazio tantissimo l'amico Lorenzo Gasperini, che è venuto dalla Toscana addirittura, quindi non è veneto, questo sì, però
ha detto che dopo berrà un po' di spritz, vero? Non disgusterai e mangerai anche un po' di soppressa veneta con l'aglio. Quindi Prima dose, primo richiamo, secondo richiamo, tutti di spritz. Non è una roba. È dei nostri allora. Vi ringrazio. Lorenzo Gasperini, ma dopo naturalmente ne parleremo, ci spiegherà. Fa parte del partito Futuro Nazionale, neonato partito del generale Roberto Vannacci, come Stefano Vallegambri, non so se è andato via o c'è ancora, insomma, che conosciamo bene, e ha un ruolo molto importante perché si sta occupando degli aspetti statutari e fondativi del movimento, ma insomma dopo avremo occasione di parlarne e ci spiegare meglio. Partirei proprio invece da Leonardo Guarra, che recentemente sta portando avanti una battaglia che qualcuno avrebbe probabilmente voluto tenere, sicuramente voluto tenere sotto traccia o camuffare, come fanno spesso, come cose normali, secondarie, quasi simpatiche, dei vaccini sugli avicoli, ma che invece incidono sulla nostra pelle quotidiana, sulla nostra alimentazione e su quella che è la nostra libertà, perché oggi abbiamo parlato di globalismo, abbiamo parlato di finanza, no? Come ci siano tanti strumenti per sottomettere i popoli, i governi, gli stati e quindi la libertà di fatto. Però non dimentichiamo che il test che abbiamo subito in questi anni su di noi e su tutte le popolazioni proprio dell'Italia, che sono stati quegli strumenti tra virgolette sanitari di restrizioni, rimangono comunque un aspetto assolutamente da attenzionare, su cui è giusto confrontarsi e capire anche come opporsi a nuovi tentativi, evidentemente, che fanno di inquinare ovviamente la salute delle persone, ma anche cercare di fatto di probabilmente trasformarci negli avicoli, non solo darci da mangiare agli avicoli. Ecco, per cui ringrazio Leonardo e lascio la parola, prego. Parlerei senza microfono se non ci sono problemi. Sì, benissimo. Intanto grazie all'onorevole Vito Comincini per l'invito, graditissimo. Sono molto onorato di essere qui oggi, essere assieme a voi, grazie per essere qui. Partirei collegandomi a quanto è stato detto nella sessione precedente, così abbiamo un continuum di ragionamento che mi interessa molto, nonostante io sia biologo, perché sono appassionato di filosofia e di psicologia. Benissimo, il tema principale di quello che sta accadendo è che noi dobbiamo cercare di portare nella direzione che interessa a noi come esseri umani e che ci siamo indeboliti come pensiero. Ha ragione il professor Trabucco quando dice bisogna ripensare al modo in cui guardiamo ai fatti, alla natura e a quello che continuano a proporci e propinarci da tutti i santi giorni e dal primo giorno di scuola. Perché altrimenti noi veniamo programmati esattamente come loro vogliono. Ma noi sappiamo di essere autonomi come individui, di non dipendere da nessuno, se noi vogliamo, e di saper tornare ad essere il popolo che siamo sempre stati, il popolo veneto. E questo è il punto di rimettere. Perché se noi ci rassegniamo a sentirci dire ma quelli della finanza sono grossi, brutti e cattivi, noi siamo piccolini, siamo rassegnati, facciamo il loro gioco. Mi dispiace dirvelo. Io non sono per questa scuola di pensiero, io sono esattamente per l'opposto. Cioè noi abbiamo tutti gli strumenti naturali per tornare ad essere non solo identitariamente presenti a noi stessi, quindi consapevoli, capaci, ma siamo anche in grado di determinare il nostro futuro, perché nessuno più è consapevole della propria vita interiore nella nostra civiltà occidentale. E questo è il punto di debolezza su cui noi siamo continuamente fregati. Se noi torniamo ad essere consapevoli di una vita interiore, possiamo riprogrammare il nostro destino e non farcelo imporre, perché sapete che c'è una legge naturale che loro conoscono e che hanno segregato ma che è a disposizione di tutti e che la storia ci insegna, che chi domina la narrazione plasma la mente collettiva e fa accadere ciò che vuole. E 3 anni che ce la menano con le guerre
in Ucraina e in Medio Oriente, e sono arrivate puntualmente. E noi siamo stati rassegnati alla loro narrazione, non ci siamo opposti, non ci siamo sottratti a questo lavaggio del cervello che ci ha fatto accettare in modo passivo un evento che poteva essere evitato se il pensiero prevalente di un popolo diventa quello che il popolo vuole. Questa è una legge scritta in tutti. Se voi guardate la natura, senza leggere tanti libri, i nostri nonni a fine dell'Ottocento furono oggetto, adesso ritorno al mio campo sanitario, dei primi tentativi di vaccinazione. I nostri nonni erano tutti contadini, io sono di origine contadina, mio nonno poi aveva anche un mulino sul Po, l'altro, ma io sono prevalentemente contadino, legato alla terra. E quando il messo comunale o il responsabile comunale andò ad annunciare che il giorno dopo avrebbero vaccinato i figli perché c'era il variola, non ricordo più quale fosse l'intervento sanitario proposto, i nostri nonni, che avevano aperto a malapena la Bibbia, senza spesso capire cosa c'era scritto dentro, ma l'intento, la spinta e soprattutto il contatto continuo con la natura li aveva istruiti ad essere intuitivi. E l'economia delle nostre famiglie, di questi nostri nonni, dipendeva dalla forza lavoro, dalle braccia dei figli. Mio nonno aveva 11 figli, così anche i vostri, non crediate. Se non erano 11, erano 6, erano 5, che erano la forza lavoro per garantire l'agricoltura, i raccolti, tutto quello, la cura del bestiame, eccetera, eccetera. E si sono opposti, perché il rischio di perdere il 50% della forza lavoro per un periodo di tempo indeterminato era inaccettabile quando le persone sono sane. Lo hanno capito nel 1884. Noi dobbiamo ritornare ad essere intuitivi, prima ancora che scienziati. Non c'è bisogno di essere scienziati per capire che quando una sperimentazione o un vaccino sperimentale non sa da fare, perché quando è sperimentale non si sa nulla. Chi è che accetta un salto nel buio? Lo abbiamo accettato solo perché non siamo stati in grado di sottrarci ad un lavaggio del cervello tale che ci ha indeboliti oltremodo a tal punto da farci rassegnare. Allora il punto è che noi non dobbiamo accettare né l'ignoranza, e questo è un problema di responsabilità soggettiva e anche collettiva di popolo, né l'impoverimento. Vedete le guerre cosa servono? A far aumentare l'inflazione, quindi la pasta la pagherete il 20% in più, con la scusa qualsiasi che qualcuno ha tirato un missile. Non si sa mai poi se è vero o se non è vero, perché con la fiction oggi, con l'intelligenza artificiale, stanno creando le condizioni per non capire più nulla. Non è più distinguibile la realtà dalla percezione che loro ci inducono. Ma l'effetto finale è che l'Europa pagherà il prezzo per le 2 guerre che non ha voluto. E chi pagherà principalmente sarà l'Italia. Allora, tornando a bomba, noi dobbiamo tornare identitari nel senso vero della parola, cioè in grado di essere consapevoli di noi stessi, consapevoli del nostro corpo, responsabili della nostra salute, responsabili della nostra mente, e tenerla sotto controllo per uccidere i tranelli della paura, aiutarci in questo senso, perché la paura è un istinto naturale, se non ci fosse la paura saremmo tutti morti, ma se sapendola controllare diventa un punto di forza. Lo si fa anche insieme, perché quando uno ha un dubbio chiede ad un amico. Quindi la ricostruzione anche delle reti territoriali, come questo è un esempio molto concreto, è fondamentale per non sentirsi isolati. Loro vogliono soggetti isolati, noi non dobbiamo fare esattamente il contrario, tornare a vivere in comunità, all'aperto, occupare gli spazi, confrontarci su tutto, sulla filosofia, la psicologia, la microbiologia la racconto io, non c'è bisogno che andiate a studiarla, è più semplice di quanto non sembri, ma noi dobbiamo tornare ad essere convintamente esseri umani, perché altrimenti siamo nelle loro scritte. Non c'è, faccio un esempio storico, Venezia era piccola, era una capocchia di spillo. Venezia, la
la nostra città, grande città. Eppure, nonostante fosse piccola, avesse poca materia prima sopra, era un modello di geopolitica a tal punto da governare gli equilibri fra il Medio Oriente, la Russia e l'Europa. Non aveva bisogno di grandi cose, lei presidiava i punti essenziali e ha giocato per 1000 anni un ruolo fantastico. Non si è fatta impressionare dall'impero ottomano perché erano brutti e cattivi, o dall'impero bizantino a Costantinopoli, oppure dai franchi. Giocavano razionalmente la loro partita sapendo qual era il loro interesse. Noi dobbiamo solo tornare ad essere padroni della nostra mente. Quindi a me della finanza va bene, ma noi abbiamo tutti la possibilità di riprenderci in mano la vita, partendo dal territorio, perché altrimenti partiamo sconfitti. Io non ci sto, signori, io non ci sto, È una vita che combatto con il globalismo, perché ho lavorato 40 anni nei sistemi globali, ma non mi sono mai piegato, ho piegato molta gente però. Vi racconto solo questo: ero responsabile delle regioni, quando si parlava di Veneto io switchavo dall'italiano alla lingua veneta e chiunque ci fosse si adeguava. C'era spesso anche il direttore generale, diceva era un calabro. La lingua veneta era la lingua che si parlava più frequentemente o più diffusamente nel 1861 in tutto il Mediterraneo. Mi dispiace per l'amico toscano, ma era la nostra lingua, le nostre scuole, la nostra letteratura, il nostro teatro faceva scuola in tutto il Mediterraneo. E quindi noi parlavamo in lingua veneta con i colleghi e loro si adeguavano. E vi posso dire che questo è un segno anche di orgoglio, nonostante fosse una multinazionale americana. Ecco, quindi voglio dire, noi nella quotidianità dobbiamo far valere chi siamo, perché non dobbiamo temere nessuno e non dobbiamo aver paura delle nostre idee. Punto primo. Identità e civiltà, temi fantastici. Ho scritto 2 libri, seppur di taglio medicale o sanitario. Uno si chiama leggermente, un titolo molto leggero, Inganno criminale svelato, perché prima si parlava di inganni. Noi viviamo dal 1861 nell'inganno. L'Unità d'Italia nel 1861 non c'era. Noi siamo stati inseriti in Italia nel 66 con l'inganno del famoso referendum. Il Covid è un inganno. Le guerre sono un inganno, perché questo sistema è basato sulle guerre, sulla competizione, sulle guerre, sulla morte. Noi stiamo convergendo su Roma molto vicini ai concetti di qualche millennio fa. E noi dobbiamo affrancarci, perché altrimenti siamo sempre dentro lo stesso loop. Come si può fare? Allora, intanto l'identità e la civiltà, a cui insomma ne abbiamo parlato anche prima, sono i pilastri della nostra società che sono sotto attacco, perché il vero attacco che stanno portando avanti non è tanto di tipo microbiologico, virus costruiti in laboratorio, che lo fanno, Il SARS-CoV-2 è frutto del laboratorio, gli americani hanno già certificato che è una fuga di laboratorio. Se è una fuga di laboratorio qualcuno l'ha costruito, mi sbaglio? Se è brevettato vuol dire che in natura non c'era, mi sbaglio? Tra un po' vedrete che è stato, magari non è fuggito volontariamente, ma non è importante. Quindi con l'inganno vi fanno cambiare la percezione della realtà ed è un tema di prospettiva. Il SARS-CoV-2 è un coronavirus, è un virus influenzale, è bastato chiamarlo SARS-CoV-2 e sembrava l'Ebola. Se poi ci pompi sopra con la tecnologia, con i mezzi di comunicazione, manovrando la vostra percezione, voi vivete quello che non c'è. Entrate in una simulazione che vi fa ammalare, perché il potere della mente, se governato da fonte esterna, è estremamente pericoloso. E noi dobbiamo essere padroni del nostro corpo e della nostra mente, perché abbiamo l'identità. Sappiamo chi siamo consapevoli di chi siamo, sappiamo come gestirci e come gestirci come gruppo e come popolo.
allora i giochi non funzionano più. Ma questo è un salto che dobbiamo fare solo noi, partire dal singolo individuo, cioè noi, e poi assieme moltiplicare, perché noi viviamo di risonanza. Ci siamo dimenticati che noi siamo strumenti musicali. Ci siamo dimenticati che nell'esperienza del Rinascimento, e qui il professor Trabucco mi potrà dare una mano perché io sono un po' a scherzo, qualcuno mi deve spiegare perché dal Medioevo al Rinascimento, quando noi eravamo pieni di chiese, le cosiddette pieve, sono pieni di chiese romaniche, ce n'era uno ogni 500 metri, perché i nostri avi si sono presi la briga di costruire cattedrali. Perché? Ve lo siete mai chiesti? L'arte cambia, appunto. Non è solo una questione di arte, e poi torniamo sul concetto della bellezza, è perché la cassa armonica cambia, l'aspirazione del popolo cambia, e non avevo mai studiato queste persone che eppure hanno condiviso un ideale di sviluppo di un'idea a tal punto da farla diventare così potente da dare sostanza materiale a delle capacità intellettuali, artistiche tali per cui il Veneto oggi è una delle principali regioni d'Italia per contenuti di bellezza artistica, storica, eccetera. Questo è quello che vi dicevo prima. Quindi il fatto di ricollegare elementi umani in modo collettivo può trasformare la realtà che loro ci vogliono imporre. Perché quando voi pregate in un ambiente alto 1,40 m c'è pochissima risonanza. Quando pregate in una basilica, e lo fate tutti insieme, la risonanza vi culla quella frase. Se poi lo fate per millenni in tutto il mondo in latino, quello diventa un processo terapeutico e di moltiplicazione delle vostre capacità mentali. E quel pensiero diventa un pensiero che ha un ciclo di vita molto più lungo e una potenza straordinariamente più potente. Queste sono le cose che dobbiamo recuperare, sono cose semplici, basilari. Adesso torniamo alla sanità. Quindi, se noi facciamo una fotografia, fatemi fare solo per 30 secondi il diagnosta, perché mi occupavo anche di diagnosi di gruppi sociali nel mio lavoro. Se noi guardiamo la società di oggi, è divisa in 3 categorie, ci sono 3 sindromi. La sindrome di Stoccolma, sapete che cos'è, no? L'avete vista, l'avete toccata, l'avete abbracciata, l'avete incontrata al supermercato, la vedete, la respirate, la annusate. Com'è? Anche in azienda. Anche in azienda, bravissimo. E poi c'è la sindrome della capra Giuda, che è una sindrome millenaria, è un processo millenario, descritto in Medio Oriente, che è di un'attualità micidiale. Poi c'è l'ultima sindrome, che è quella della gallina di Stalin. Adesso segnatevele e poi andate a vedere di cosa si tratta, poi se volete ve le spiego. Perché se una mente umana non è allenata, cade automaticamente quando è immersa nel terrore ed è impaurita dalla povertà e cede agli istinti più bassi della coscienza umana in queste 3 categorie. Quindi noi dobbiamo tornare su, perché attaccano la coscienza umana. Tutto quello che sembra materiale in realtà punta sulla coscienza umana per tenerla nello strato più basso, che è quello del pesce rosso. L'umanità si divide in 4 categorie. Ci sono le persone guidate e spinte dai soldi, ne conoscete sicuramente. Persone che sono spinte e guidate dal potere, ne conoscete sicuramente. Persone che sono spinte e guidate dai soldi e dal potere, che sono una categoria che io non vi raccomando di frequentare. E poi ci sono gli esseri umani, che sono quelle persone che si sono messe in gioco, hanno capito come gira il mondo, fanno fatica, come c'è prescritto fin da piccoli nella nostra civiltà, di mettersi a lavorare duramente per diventare esseri umani, e che imparano a dire di no sia al potere che ai soldi.
Questo è l'essere umano dal punto di vista della categoria spirituale. Le altre sono categorie biologiche. Noi dobbiamo come popolo tentare di essere una categoria umana, altrimenti scivoleremo inevitabilmente in questi solchi che loro hanno costruito nella nostra memoria e che sembrano invalicabili, invece sono questioni di scelta nostra. Poi c'è l'identità ha a che fare anche con il sapere, le conoscenze, no? Nei corsi di formazione che tutti voi avete frequentato, anche se mi dite di non lo so perché le propinano tutti, compresi anche gli universitari, vi insegnano nei corsi di formazione che ci sono i 3 saperi. Sapere, quindi competenza, c'è il saper essere, quindi devi darti un tono, il saper fare, le abilità, e non mi spiegano mai che c'è una quarta categoria del sapere, non ve la dicono mai, che è il saper diventare, cioè capire le circostanze in cui ci troviamo, leggerle e trasformarle nella direzione che le circostanze richiedono come nostro intervento. Noi non siamo più abituati a leggere l'ambiente in cui siamo immersi, non siamo più abituati a capire quella circostanza cosa chiede a noi come persone in quel momento. Tendiamo a ripetere costantemente quello che abbiamo sempre fatto, ma la vita non va così. Bisogna fare quello che quel periodo, quell'ambiente, quella situazione ci richiede di fare. E arrivo al concreto. Stanno tentando di vaccinare gli allevamenti avicoli con il Veneto capofila, perché noi siamo sempre in capofila con Lugano, adesso con gli allevamenti avicoli. Peccato che gli allevamenti avicoli siano fonte di cibo come uova e come carne, prevalentemente dei nostri bambini. Quindi io non metto la mia salute in primo piano, metto la salute dei miei nipoti, ne ho 2. È una vaccinazione sperimentale, vi ricorda qualcosa? Sì, ne sappiamo. Che usa la stessa tecnologia dei vaccini Covid-19. Quindi siamo nello sperimentale dello sperimentale. Allora, la stanno tenendo sotto traccia, nascondono i documenti, ovviamente, essendo di mestiere, il documento ministeriale me ne sono procurato ed è confermato che si tratta di vaccini igienici. Allora, il momento richiede di fermare questo treno, prima che parta. Noi dobbiamo smettere di rincorrere le cose. Quando le cose sono partite, i guai sono praticamente... Potremmo attenuare, ma i guai sono già fatti. Noi dobbiamo imparare a leggere il sistema, anticipare i problemi e fermare i problemi essenziali prima che questi prendano corpo e gambe. Ed è questa l'azione che stiamo portando avanti con diffide alla giunta regionale, nessuno escluso, al presidente, nessuno escluso, al governo, il ministro della sanità, Giorgia Meloni in primis, ma lo stiamo facendo in tutte le regioni, con una seconda diffida in cui chiediamo la moratoria. Perché chiediamo la moratoria? Perché è dimostrato sull'essere umano che questa tecnologia può dare origine a delle proteine aberranti, che è una categoria sconosciuta in medicina. Una di queste proteine aberranti che invece conosciamo è quella dei prioni. Ve le ricordate la mucca pazza? Sì. No. La fettina durato un anno, scusami. Scusa? Ci lavoro nel settore, è durata solo un anno. È durato solo un anno, benissimo. Però la vita. Sì, le fettine venivano scottate, ma il prione passava lo stesso, la gente si ammalava, è incurabile, vi risparmio i dettagli. Ma allora, mi spiegate perché devo usare una tecnologia di questo tipo con un rischio biologico di questa portata che può colpire le giovani generazioni? Perché se colpisce me, vabbè, andrò 2 anni in meno in bicicletta, cosa me ne frega, ma se colpisce le giovani generazioni che sono già schiacciate dall'autismo, ci manca solo che ci arrivi anche il contributo del prione. Mi spiegate chi è quella bella testa che ha pensato di fare questa cosa qui, quando
La viaria è una patologia endemica, ha 100 anni, è più vecchia di me, si conosce, si è sempre gestita con misure sanitarie sicure ed efficaci, e questi vanno a pensare casualmente di iniettarli con vaccini genetici. Ma vi sembra normale? Mi spiegate, perché forse sono io che sono diventato un po'. Qual è il razionale? Mi hanno detto economico, ho fatto i conti. Non c'è un numero che sta in piedi, perché un po' di economia sanitaria hanno fatta per 40 anni. Se volete un esempio, gli ultimi 5 anni gli allevamenti del Veneto hanno subito danni per 250 milioni in 5 anni. Vuol dire che mediamente sono 40-50 milioni l'anno di cifre da rifondere agli allevamenti, ok? Per la gestione di questi focolai. 50 milioni anno. La vaccinazione che hanno scritto sul documento, che se vi volete ve lo passo, prevede 14 milioni di dosi. Il prezzo medio dei vaccini Covid, che erano qualche anno fa, è di 15,50 euro. Fate 15,50 euro per 14 milioni, vengono fuori 207 milioni l'anno. 50 contro 207. Per una cosa che non è sicura, non solo per la salute umana, ma neanche per l'imprenditore avicolo, perché se questo trattamento non garantisce la copertura dal virus, oltre ai vaccini dovranno comunque abbattere quota parte degli allevamenti, ormai tutti iniettati, come succede in Sardegna. Se questa è la situazione, mi spiace, ma io non ci sto. Allora, la sintesi qual è? Poi lascio la parola agli altri interlocutori. Ma noi dobbiamo riprendere il pieno controllo della nostra vita, in tutti i settori. Siamo in grado di coprire in Veneto, ma non solo in Veneto, tutti i settori critici della nostra esistenza e di presidiarli in modo competente, con una visione che sia di tipo umana e non economicista, con tutto il rispetto per gli economicisti che ci sono qui, ma io non condivido che nella parte destra dell'equazione decisionale dei politici ci sia il profitto, il potere o qualsiasi altra cosa, che l'uomo diventi un fattore produttivo. No, l'uomo va riportato a destra, deve essere la risultante di altre decisioni che garantiscono la qualità di vita, la salute, la capacità di sviluppare completamente l'essere umano, ed è il risultato a destra. Ho finito. Grazie Leonardo, ecco, mi scuso, mi ero dimenticato di dirlo, che ha scritto questo libro molto interessante, mi ha regalato oggi, L'inganno criminale, Covid-12, Agenda 2030, quindi non credo che ci sia oggi in vendita, però dopo gli potete chiedere, sicuramente qualche copia ce l'ha o vi darà indicazioni per acquistarlo. E adesso passiamo, poi naturalmente se ci sono domande, visto che il tema ritengo che sia molto interessante, alla fine si potrà fare come anche gli altri relatori. Adesso passiamo la parola a Alessandro Rancani, al quale pongo una domanda per iniziare, ecco, una domanda più politica, non su un tema specifico. Alessandro Rancani, che insomma ha fatto tante attività sul territorio con Verona e Veronesi, quindi sulla questione dell'immigrazione, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso di qua nostro ospite, e hai deciso recentemente di fare questo percorso politico che ti ha portato in Democrazia Sovrana e Popolare. Democrazia Sovrana e Popolare, per chi magari non se lo ricorda, è il partito di Marco Rizzo, no? Famoso diciamo comunista o ex comunista, che insomma penso molte persone insomma sono rimaste colpite dal fatto che negli ultimi anni parlava più di destra lui che lo fa persone che si definiscono di destra come l'attuale governo o di centrodestra, così via, no? Andando a... Ecco, quindi la domanda naturale è: tu vieni comunque altrettanto invece proprio da un mondo di destra, ok? Della Verona, insomma sappiamo che spesso viene definita fascista, ok? Ma che nessuno si offenda oggi che è il 25 aprile, ma quindi no, Verona, veronesi tutti fascisti, dicevano all'Università a Bologna, no? Anni fa, forse lo dicono ancora, non so, ultimamente forse no purtroppo, però diranno qualcos'altro, però questa è un po' la cosa. Ecco, una persona di destra come te, cosa
cos'è che ti ha portato, la domanda è, a decidere di aderire a un movimento, a un partito? È un leader così particolare in una situazione particolare e attuale che stiamo vivendo oggi di fronte a tutto quello di cui si è parlato oggi, guerre, globalismo e quant'altro. A te la parola, grazie. Buonasera a tutti, grazie Vito, al di là dell'invito che ti ho già ringraziato in apertura di questa giornata, soprattutto questo involontario assist che non mi aspettavo, ma mi dà un'occasione veramente importante per cercare di fare chiarezza su un aspetto che è veramente delicato. È veramente delicato, perché effettivamente chi mi conosce, chi sa un po' quello che è il mio storico, io vengo da un ambiente che 81 anni fa sarebbe stato dalla parte dei vinti, per cui certamente stride un po' il fatto che una persona come me, e tanti come me, non è che l'unico pazzo sono io, seguono un ex comunista su un percorso che è dirompente rispetto a quello che è lo scenario politico che siamo abituati a vedere e a conoscere, destra-sinistra, questa dicotomia che non solo non mi appartiene, perché faccio una precisazione, Vito giustamente insomma, si è espresso per sintesi, ma io personalmente non mi sono mai considerato di destra, perché la destra è l'altra faccia del materialismo. Io avendo una profonda visione spirituale della vita faccio fatica a collocarmi in un contenitore diciamo materialista dall'alto. E se poi ci rifacciamo alle etichette giornalistiche, allora sono ancora più difficili da etichettare, perché dovrei essere considerato un estremista di destra. Io non sono né di destra, non posso essere una forma estrema di un contenitore nel quale io non mi sono mai trovato idealmente. Magari come mio percorso politico sì, sono stato in contenitori riconducibili a questi elementi. Però la mia soggettività mi ha sempre fatto vedere oltre, mi ha sempre spinto a promuovere una scala valoriale che mettesse al centro una visione spirituale della vita, profondamente cattolico, e questo con una certa destra stride un pochino. Detto questo, tornando alla domanda che mi è stata fatta, cosa mi spinge, cosa mi ha convinto ad aderire ad un partito, come ben sapete, fondato da un ex comunista? Il fatto che in questa esperienza io sono dentro dall'anno scorso, prima ero nel MAC, nel mondo contrario del tenente colonnello Filomeni e Mannaccio, non so se Fabio è ancora qui, e ho fatto delle esperienze sicuramente positive, la scelta di uscire diciamo che di carattere personale. In Rizzo cosa vedo? In Rizzo vedo una persona che con i suoi 66 anni, di cui almeno 45 passati in una certa politica, una politica di strada, una politica anche parlamentare, ha visto che il mondo che noi viviamo, il mondo in senso molto ampio, è fuori dal contesto nazionale, non ha fatto altro che rendersi fautori sia alla destra che alla sinistra di tutto quello che noi viviamo nel male. Cioè l'aver esaltato l'aspetto materiale della vita dal basso, dall'alto, ha fatto sì che i conflitti, gli attriti a livello sociale, a livello internazionale, sfociassero in quello che noi viviamo oggi, cioè un infinito egoismo, a volte confinato in sciocchi nazionalismi e di interesse squisitamente materiale. Le uniche potenze che a questo momento qua si stanno opponendo a questa visione della vita hanno un concetto di vita spirituale che sono appunto l'Iran, seppur non essendo purtroppo cattolico, però merita comunque tutto il mio rispetto, perché hanno individuato il nemico, a cui auguro che prosegua la loro battaglia di vittoria, perché questo è quello che la televisione non vi dice, ma la realtà è proprio questa. E ve ne rendete conto dal fatto che i carburanti aumentano e tutto aumenta. Comunque, questa parentesi. Allora, il fatto di essere avvicinato a Rizzo è perché appunto in lui ho visto una persona che ha tagliato i ponti con un certo passato che non mi apparteneva, e se io a fianco a me ho persone provenienti da mondi politici, ideali diversi, questo vuol dire che intanto abbiamo qualcosa in comune. E non mi interessa il percorso indietro, non voglio voltarmi indietro e additare le persone, giudicarle per la loro origine, la loro provenienza, ma io vedo che a fianco a me ho dei combattenti che condividono una scala valoriale, almeno in parte, sui punti fondamentali, e hanno davanti a loro quello che è il mio nemico, per cui compatti stiamo fronteggiando il nemico comune.
Io credo che a questo tavolo qua ci siano altre espressioni del mondo del dissenso, con cui credo ci sia anche una buona convergenza di vedute, poi ovviamente ognuno ha il suo partito, fa le sue scelte, però fondamentalmente se siamo stati invitati da Vito, che sicuramente ha fatto anche lui le sue sacrosante battaglie, è perché in noi ha trovato quelle persone, quegli esponenti che non rappresentano la politica classica, non rappresentano la politica che ha preso in giro e sta prendendo in giro gli elettori, al punto che più del 50% in Veneto giustamente dicono va a votare. Perché anch'io non sono andato a votare, perché io con il mio voto do il consenso a una persona della mia fiducia e lo aiuto a governare nel caso lui risultasse anche il vincitore delle elezioni. E probabilmente questo mio pensiero fino a poco tempo fa è stato condiviso da molte persone e tuttora lo è, cioè la gente è sfiduciata perché è stata tradita dai rappresentanti dei partiti a cui loro hanno dato fiducia. Allora ecco che queste alternative, io parlo della mia, sono una novità che attinge dal passato, dove ha visto gli errori del passato commessi anche dagli stessi esponenti politici, ma hanno davanti un obiettivo, una progettualità che è quella di rendere sovrano, è una parola che io adesso tratterò, ed è anche contenuta nel nome del mio partito che rappresento, rendere sovrano il popolo, come dice spesso lo stesso Rizzo, il popolo contro l'elite. Vuol dire che il popolo ha sovranità quando ha potere decisionale sul proprio presente e ha una proiezione futura programmatica per i propri interessi. Allora, per non replicare quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, che è stato detto in modo estremamente, direi, esaustivo, io sottopongo un quesito a voi, ma è un quesito che mi ha spinto a intraprendere la strada che sto intraprendendo, ossia perché c'è necessità di sovranismo? Siccome in questo frangente io sono stato invitato a parlare di identità e civiltà, attenzione che c'è un connubio molto stretto tra sovranismo, identità e civiltà. Perché se devo vedere le cose al contrario, cioè laddove non c'è sovranismo, laddove non ho la possibilità io come popolo di gestire il mio presente, di programmare il mio futuro, è evidente che viene meno il valore ancestrale, il valore originale della parola identità e civiltà. La stessa parola civiltà deriva da civilitas, civis e civitas, popolo, città, ossia il popolo che si costituisce in comunità, attenzione, non società, che sono cose diverse, e si organizza secondo una base valoriale, un progresso storico, una scala di valori, una visione della vita, una cultura che accomuna i membri della società. Allora, una società fine a se stessa è un insieme fluido, liquido di individui che non hanno nessun rapporto con loro stessi. Sono dei codici fiscali, sono dei consumatori, sono intercambiabili. È quello che vuole lo Stato moderno. Non vuole dei cittadini, vuole dei sudditi, l'aveva già detto anche Van de Gamberi prima. Ma questo è un principio quasi, ormai lo definirei primitivo, perché è ormai sulla bocca di tutti, espresso anche nella testa di tutti. Perché bisogna avere padronanza della semantica, bisogna sapere i concetti a che cosa mirano, bisogna sapere che cosa ci viene messo in testa, cosa elaboriamo e verso cosa siamo diretti. Allora ecco che per me la comunità è una base sociale laddove ci sono rapporti di condivisione con gli altri individui. Giustamente Vito ha fatto un riferimento al mio passato, a cui io tengo molto perché è stato formativo, sia come contatto diretto con la gente e come contatto indiretto con la politica, perché il sottoscritto finora non ha mai fatto la politica parlamentare, elettorale e così via. No? Io sono sempre stato un po' ai margini perché non mi piaceva la politica, non volevo inclinarmi con la politica. Poi ho capito che stando vicino alle persone hanno bisogno di una risposta e la risposta transita necessariamente oggi per una via, per una strada politica. E tornando al concetto di comunità, io l'ho capito, ma l'avevo già, diciamo così, abbastanza insito dentro di me, che laddove c'è l'immigrazione di massa non può esserci per definizione comunità. Perché? Perché gli individui che vengono in un paese estero hanno con sé un bagaglio culturale, una tradizione, un'identità familiare, storica e quant'altro che è incompatibile con gli autoctoni. Per cui alla fine il razzismo non è escludere gli altri, il razzismo è quando gli autoctoni a casa loro subiscono la pressione degli altri. Quando siamo noi a dover perdere la nostra identità e per adattarci agli altri. Ma questa non è discriminazione, questa è autotutela.
Questa è una sfaccettatura della parola sovranismo, per cui ritorno a dire, quando è che la mia identità, quando è che la mia civiltà si coniuga con la parola sovranismo? Quando io come individuo faccio parte di una comunità, il mio popolo, la mia comunità è veramente padrona del suo presente ed è proiettata a un futuro non individuale ma di tutti. Questo è il progresso, non il progresso del singolo. Noi come comunità, come città, come provincia, come regione, come Stato, come Europa, questa Europa che ha dato civiltà agli stessi popoli e sono stati fari di civiltà per il resto del mondo. Non è discriminazione, è un dato oggettivo, perché qui facciamo 1 metro e troviamo una traccia dei nostri avi, facciamo 1 chilometro e vediamo monumenti dei nostri avi, dettati sia dall'ingegno che anche da una visione spirituale della vita. Si parlava di cattedrali, le cattedrali sono non per glorificare una persona, ma qualcosa di immenso, infinito, più grande, di qualcosa che va oltre. Altri popoli sono ancora lì, che hanno gli stregoni, che hanno idolatrano cose materiali, elevano a spirituale cose che non è, si ingannano. Ma non voglio fare qui discriminazione, pensiamo alla nostra Europa. Per cui il mio impegno politico è una sorta di vocazione laica, totalmente disinteressata, per salvaguardare quello che di sacro c'è in me, che c'è nella mia famiglia, ma la mia famiglia è inteso non mia moglie e mio figlio, quello che io vedo attorno a me, voi. Per cui oggi è una giornata particolare perché il 25 aprile per i sudditi viene visto come un giorno, diciamo così, dove è finita una tirannia. Ma questi sudditi non si rendono conto che sono finiti dentro un'altra tirannia, peggiore di quella di prima, perché mentre prima c'era una persona che su un balcone diceva io sono il duce comando, questi qua si travestono in democrazia, vi dicono siete liberi ma non lo siete, per cui vi ingannano anche, Per non pensare poi all'italiano medio che per oggi il 25 aprile è un sabato di sole da spendere sul lago. E questa è un'altra cosa. Se c'è ancora i soldi. Esatto, bravo, giusto. Questa è una buona osservazione. Sì. Male sul lago. Quelli che non Comunque, sono di realtà. Scusate, ok, bene, perfetto. Tornando appunto al concetto di identità e civiltà. Io credo che proprio per la premessa che ho fatto prima, seppur lunga, ci siano dei punti in cui le civiltà purtroppo si interrompono il proprio percorso, il proprio essere, il proprio esistere, nel momento in cui perdano loro stessi la sovranità, come l'ho descritta prima. La sovranità non è una forma di razzismo nei confronti degli altri, è una forma di autotutela nei confronti di chi vuole imporsi sugli autoctoni. Questo vale a livello mondiale, come il colonialismo in Africa, ad esempio. Per cui chi festeggia il 25 aprile, come ci hanno insegnato, festeggia una sconfitta che non è limitata a quel giorno. È una sconfitta che viviamo oggi, l'hanno vissuta i nostri bisnonni, i nonni, i nostri genitori, noi e i nostri figli. Perché? Perché, lo vedete materialmente, noi siamo condizionati dall'essere dei vincitori, quei vincitori che oggi si arrogano il diritto di liberare e di esportare nuovi 25 aprile in giro per il mondo, come hanno già fatto negli ultimi decenni. Lo vogliono fare in Iran, ad esempio, detto l'Iran, ma potete dirvene a tanti altri. Per poi un giorno dire al popolo iraniano, questo è il vostro 25 aprile, siete liberi. Ma come possiamo considerarci liberi se abbiamo una forza militare ed economica che ci occupa? Come facciamo a sentirci liberi se abbiamo delle basi militari che vanno a bombardare altri popoli sovrani che a noi, che a voi, che a me non hanno fatto nulla? Per cui quando si va a votare, state attenti a chi votate. Se non vi piaccio io, cercate altri che siano dei politici per vocazione, non per professione, sono due cose diverse. Il politico per professione è quello che ha bisogno di uno stipendio, il politico per vocazione è quello che ha fatto altre scelte nella vita, che le ha fatte difficili, che si espone, che dice la verità, ma che poi la mantiene una volta che ha il potere, perché altrimenti sarete sempre ingannati dal 25 aprile. In sintesi, non mi ripeto su altre cose che sono state dette da altri in precedenza.
voi sappiate, anzi dovete sapere, ma penso che se siete qua qualcosa di puro, di genuino ce l'abbiate già dentro di voi, che vi fa sentire degli uomini e delle donne orgogliosamente in piedi in un mondo di rovine, per parafrasare qualcun altro. E la resistenza non c'è stata dall'8 settembre 43 al 25 aprile 45, la resistenza è oggi. Perché chi resiste a questo mondo siete voi. Per cui io un applauso lo farei a voi. Perché oggi non siete andati a godere una giornata di festa. Oggi siete qua per combattere. È una forma moderna di combattimento, però intanto siete qui per difendere la vostra dignità, per avere una visione diversa dal mainstream della TV, dei mass media, di tutto quello che è pilotato, di tutto quello che ci ha raccontato il Covid, di cui abbiamo persone autorevoli che ci dicono cose diverse, la verità. E la TV ci ha ingannato, come i mass media in generale, anche attraverso i politici, ci ha ingannato nei confronti del Medio Oriente, nei confronti della Russia. Abbiamo visto prima cosa è stato detto in merito anche a quello che succede qui nel nostro continente. E questo facciatelo per una questione proprio di dignità, di dovere, soprattutto per voi come uomini, donne, per i vostri figli, per cercare almeno di essere tra quelle poche persone ma dignitose che un domani, quando si sentiranno dire dai propri figli la domanda scomoda: mamma, papà, ma tu cosa hai fatto quando potevi cambiare qualcosa, adesso che il mondo fa veramente schifo? Voi eravate qua a combattere. Questa domanda qua mette in imbarazzo quelli che oggi hanno a fare i piccini. Per cui grazie a voi. Grazie Alessandro, sì. Abbiamo tenuto duro perché sennò dopo c'è lo spritz veneto anche. No, battute a parte, ti ringrazio per queste parole importanti che hai detto e come hai spiegato bene le tue scelte e motivazioni che spingono questa battaglia, anche un'analisi interessante sul 25 aprile per quello che riguarda la questione della cosiddetta liberazione. Adesso passiamo all'ultimo intervento, ma non ultimo per importanza. Ringrazio ancora l'amico Lorenzo Gasperini, con cui ci conosciamo da diversi anni, dei tempi dei giovani padani, e ci tenevo molto che oggi fosse qua perché c'è l'occasione insomma di sentire e avere una testimonianza ulteriore, insomma una voce di un neomovimento nato da poco, appunto Futuro Nazionale, dopo quella di Stefano Valdegamberi. Io sono uscito, come sapete bene, da circa 3 anni dalla Lega, insieme a un gruppo con cui abbiamo fondato l'associazione Popolo Veneto, e tu invece recentemente hai fatto questa scelta, con dinamiche sicuramente diverse, perché la Lega Toscana non è certo la Lega che viene dalla storia della Liga Veneta, ma è pure peggio perché viene dalla Lega Rossa comunista profonda, altro che Marco Rigo, cioè il confronto è democratico, è tutto di destra, per cui insomma una storia molto, molto diversa, ma soprattutto negli ultimi anni mi interessava insomma confrontarci. Credo che abbiamo vissuto una storia però al contempo comune all'interno della Lega, perché per portare avanti le battaglie identitarie e valoriali ci siamo trovati a scontrarci con determinate lobby, soprattutto te, ma anch'io in modo chiaramente diverso, e credo che negli ultimi tempi con appunto il generale Vannacci, che tra l'altro è toscano, vive in Toscana, non di nascita ma comunque di fatto è diciamo della Toscana, vi siete trovati di fronte a delle situazioni particolari. Adesso Lorenzo è responsabile nazionale ufficialmente per il programma elettorale, lo statuto dell'associazione del Movimento Futuro Nazionale è stato, posso permettermi di dire, insomma, elaborato grazie al lavoro. Adesso mi spiego perché l'ho letto, ho detto qua c'è la mano di qualcuno che guarda l'autonomia, che guarda, è tutt'altro che un partito di regista nazionale. Complimenti, c'è la mano strana. Vabbè, li ho fatti conoscere oggi, non avevate capito. Siamo conosciuti a Vienna. Ecco, vi sono conosciuti a Vienna, quindi questo speriamo che sia un buon segnale asburgico, e quindi lascio la parola a Lorenzo Gasperini. Grazie mille.
Certo, a proposito di passato Lega, diciamo che è una bella gara. Tra la Lega che ho vissuto io, diciamo, quella della Ceccardi e quella di Zaia, diciamo che andiamo bene. Allora, io ho accolto con favore il fatto, penso di essere l'unico non veneto, uno dei pochi non veneti in questa stanza, quindi avete tutti parlato in italiano, adesso potrei ricambiare il favore provando a parlare in veneto, ma non mi riuscirei. Quindi però appunto questo che nel mio caso parlare italiano è parlare la lingua proprio del mio popolo, quindi diciamo che ha un senso storico ulteriore. E c'è da dire un'altra cosa, come quando si parla di processo di integrazione dell'identità, che poi è sradicamento dell'identità dai piccoli stati italiani autonomi all'unità d'Italia, l'unificazione d'Italia fatta come è stata fatta, lo sappiamo, è stato parlato da altri relatori prima di me. Oggi diciamo si va a livello ulteriore, che è la chiamano integrazione, processo di integrazione europea, chiaramente un processo di disintegrazione dell'identità. Questo vale anche per la lingua. Vi è stato tolto il veneto per l'italiano, oggi ci stanno togliendo anche l'italiano, perché chiaramente il giorno del giudizio non ti servirà l'inglese, diceva Battiato, ma sembra che per la vita o si parla in inglese oppure non si può parlare. Senza parlare del fatto che, e questo si ricollega anche secondo me a una battaglia politica che nessuna forza politica del nostro paese ha voluto combattere negli ultimi anni, che noi invece dovremo combattere, quella per la libertà linguistica. Pensiamo a quante parole del nostro vocabolario, del nostro uso, dei nostri usi e costumi, tante parole che abbiamo praticato nei secoli, al tavolino con i nonni, con i genitori, sul lavoro, nei bar, eccetera, nelle osterie, eccetera, eccetera, oggi non possono essere più pronunciate. Quindi io cercherò di parlare con la lingua che ho parlato in casa con mio nonno, che diceva, senza essere né razzista, né uomo né altro, ma diceva negri e diceva finocchi. Così si chiamano in Toscana, no? Insomma, spero questa volta, a differenza dell'ultima, di non prendermi la querela e la condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Oggi la stampa non c'è, sarebbe diffamazione e basta, su querela dell'Arcigay ovviamente, quindi insomma, oggi dico finocchi ma non lo riferisco a nessuno, quindi non c'è la parte offesa, diciamo. È la soppressa battuta oltre all'agio, c'è che finocchi e solo riferiscono alla verdura. Sì, verdure, certo, diciamo dei agricoltori. Allora, battute a parte, intanto grazie ovviamente a tutti voi che avete la pazienza di ascoltarmi, da un lato dopo la fatica di tutto il giorno, dall'altra anche prima dell'ambito spritz, quindi capisco anche che si possa scalpitare per le varie dosi di spritz. A Vito Comencini, all'onorevole Comencini, al mio amico Vito, che ci conosciamo, diceva lui ormai da tantissimo tempo, che mi ha invitato e sono contento di essere oggi qua con voi, nel nome di San Marco, nel giorno di San Marco del 25 aprile, e penso che meriti appunto di dire due parole anche su questo aspetto, visto penso che non ci sia da convincere nessuno in quest'aula, ma insomma merita di tornare anche sulla questione di questa data per poi entrare in alcuni aspetti un po' più politici. Proprio in questi giorni mi sono divertito a ricercare delle considerazioni sul senso sul non senso, sulle strumentalizzazioni di questo giorno, per cui a negarne i valori si è fascisti, allora bisogna essere attenti a tutte le solite bischerate, diciamo noi in Toscana, appunto parlo la mia lingua. Ho trovato questi due, ho trovato una bellissima intervista del 1985, ma mi sono salvato proprio due passi veloci, due passaggi, di un'intervista ad Augusto Del Noce, che a mio modo di vedere è stato il più notevole, il più importante, il più lucido filosofo italiano del XX secolo. Non me ne vogliano i gentiliani, non me ne vogliano gli evoriani, per me Augusto Del Noce rimane, non sono d'accordo con lui su ogni singolo punto, ma rimane la voce più lucida della filosofia politica e non solo del Novecento italiano. Filosofo cattolico, senatore da indipendente della Democrazia Cristiana, optò per l'opzione antifascista a partire dagli inizi, quindi diciamo lontano da lui ogni ombra tra le opzioni in gioco, scelse quella del definirsi in quel tempo lì, non oggi, ma in quel tempo lì in cui il fascismo è una realtà storica, si definiva antifascista. Nel 1985 diceva quanto segue: non c'è dubbio che l'idea di guerra civile riduce di molto la valenza apologetica della resistenza. La resistenza, che fu una guerra civile, dunque una guerra fratricida, elevata a valore assoluto, a valore fondante della nostra Repubblica, evidentemente ne indebolisce con ciò stesso il senso e il fondamento. Come può essere il senso dell'unità nazionale la celebrazione, il ricordo in qualche modo di una guerra che ha contrapposto italiano all'italiano? L'ho già detto, è ora di porsi da un punto di vista storico, e dal punto di vista storico quel che conta è la verità. Augusto Del Noce, che si definiva antifascista, io non mi definisco antifascista.
Tra l'altro io sono nato nel 1991. Se no non ti avremmo invitato. Il fascismo era finito da un po'. Si può ragionare di categorie storiche, a me la storia piace molto, io nella vita reale quanto la guerra, la battaglia politica che facciamo, ma insomma, diciamo, nella mia professione insegno storia e filosofia al liceo classico, quindi la storia mi piace molto, la filosofia mi piace molto, per carità, quindi si può parlare di fascismo, di antifascismo, di guelfismo, di ghibellinismo, io mi definisco un ghibellino moderato, d'altronde sono toscano e quindi seguo anche di ieri, ma nella politica di oggi mi sembra un po' superato. E chiudo con questa seconda citazione. Esatto, guelfo bianco storicamente, ideologicamente, se prendiamo il De Monarchia, è una posizione di ghibellinismo moderato. Evidentemente il Foscolo non è andato lontano davvero con la sua etichetta, e poi è anche se la scala, vero? Esatto, quindi siamo parenti. In realtà, dopo l'8 settembre, dice Del Noce, erano possibili in buona fede due ragionamenti opposti. Il primo, il rifiuto del fascismo, il secondo, la fedeltà all'alleanza che doveva essere mantenuta anche nella probabile sconfitta. Aggiungiamo che allora nessuno sapeva dei campi di sterminio nazisti. Dice anche a proposito della sua storia, io avevo optato già da parecchi anni, quando gli antifascisti erano pochissimi, per il primo, avevo optato per l'antifascismo. Ma non mi sento di condannare moralmente chi sceglieva allora per il secondo. Fintanto che noi non avremo superato questa questione, non saremo usciti dalla dicotomia della guerra civile, del fratricidio, del cainismo, mi riferisco a Caino, ovviamente, con cui leggere la storia della nostra nazione, la storia dell'Italia, il concetto di nazione, perdonatemi, ci sarebbe altrimenti da dire molte cose, insomma, penso che anche l'analisi di Trabucco questo possa assolutamente legarsi e porre le condizioni, uso una parola che tanto voga, per la decostruzione di alcuni concetti e la riformulazione corretta e fondata nel diritto naturale e nelle categorie fondamentali della nostra civiltà, di cosa sia l'appartenenza alle genti e l'appartenenza ad un popolo, a vari livelli, ma insomma, al di là di questo. Quindi è necessario superare tutto questo, per cui onore a voi, non solo grazie, come ho già detto, ma onore a voi per la scelta coraggiosissima, che pochi in questo paese hanno il coraggio di fare, magari di pensare sì, ma di fare poi diventa in pratica no, di trovarsi il 25 aprile, non di andare al mare, non di andare sul lago, dalle mie parti si va, anche la borsa, va al mare ce l'avete voi, non di andare al mare, non di andare sul lago, non di andare sul fiume, di trovarsi, di parlare, di discutere, di festeggiare, ma festeggiare innanzitutto San Marco Evangelista e quindi affermare qualcosa che veramente faccia parte della vostra, innanzitutto, ma cattolica, della nostra storia, e di evitare invece una finta festa che veicola le medesime contrapposizioni del passato. Allora, io per dire due parole su, credo che questo insomma Vito mi stesse chiedendo appunto nella presentazione, sull'esperienza, su quello che stiamo mettendo insieme, che stiamo mettendo in piedi, l'esperienza di Futuro Nazionale, il percorso di Futuro Nazionale. Beh, è chiaro che noi siamo nati inizialmente, la cronaca stessa l'attesta, come un partito di emergenza. Questo è diciamo, il movente, l'innesto su cui siamo nati. Siamo nati come partito d'emergenza in un momento particolare della storia del paese in cui, con una goccia che ha fatto traboccare il vaso, un casus belli, se volete, che è stato quello dell'insistenza, della continuazione, peraltro ipocrita a destra, a differenza che a sinistra, perché perlomeno la sinistra è coerente nel proprio specifico male, la coerenza non è valore assoluto, la verità è valore assoluto, quanto la coerenza, c'è più coerenza a sinistra oggi che a destra. A destra si dicono certe cose e poi si fa evidentemente l'opposto. Si continuano a mandare le armi a Kiev, siamo arrivati ormai alla soglia, credo, dei 4 miliardi di invii di armi, siamo penso nel range tra i 3,5 dichiarati da Cavo Dragone un paio di mesi fa e i 4, grosso modo ci muoviamo lì, con una destra che continuava a dire non lo faremo più, con un Matteo Salvini, segretario federale della Lega, che continuava a dire non voterò mai più invio di armi a Kiev. Ci hanno preso nuovamente in giro cambiando i titoli, i codicilli, le postille, le note introduttive delle proposte legislative per dire che in fondo forse gli armamenti saranno messi in subordine agli aiuti civili, per poi continuare a fare esattamente la medesima cosa che viene fatta a partire dal febbraio del 2022. Quindi situazione d'emergenza, stato d'emergenza politico, intendo, politico, soprattutto per chi ricopriva degli incarichi, chi fa il consigliere regionale, chi fa l'europarlamentare, chi fa il parlamentare, non era più possibile continuare a stare in un perimetro politico, simil politico, che non avesse un'identità chiara, che non fosse capace di dire che cosa siamo, chi siamo e che cosa vogliamo.
Quindi così nasce Futuro Nazionale. Da lì in poi, se si vuole essere partito, c'è chiaramente da costruire un progetto politico vero e proprio, quindi da un partito di emergenza a un partito di progetto, non perché le idee abbiano da venire, le idee ce le abbiamo tutte molto chiare. Abbiamo ascoltato prima il nostro consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che è un onore per noi aver acquisito, averlo con noi, essere noi con lui in questa regione così importante, in questo territorio, tra questo popolo così importante. Le idee ce le abbiamo, sono note le mie idee per chi mi conosce, sono note le idee di Stefano per chi lo conosce, sono note le idee del generale Vannacci per chi lo conosce, per chi abbia letto il suo libro, per chi l'abbia ascoltato in questi anni. Quello che stiamo cercando di fare in questa fase, da qui a giugno, è di mettere insieme giorno dopo giorno, contributo dopo contributo, partendo proprio anche dall'esperienza specifica, la riflessione specifica di coloro che stanno costruendo questo progetto, andare a scrivere un vero e proprio programma. Io ho avuto questa responsabilità, insomma, di coordinare, filtrare, aiutare la costruzione di questo progetto, che presenteremo a Roma a giugno all'assemblea costituente del nostro partito. Allora, dal partito d'emergenza, dalla questione ucraina, qualche altro punto che secondo noi deve essere fondativo. Vannacci le ha chiamate le linee rosse del partito, no? Renzi gli ha fatto la battuta, dice l'unica cosa rossa che c'ha Vannacci, no? Al di là della battuta. Quindi che in altre storie abbiamo chiamato i valori non negoziabili, no? I punti fondamentali della nostra azione politica, che si lega anche alle emergenze degli ultimi anni e alle incoerenze dell'attuale governo di centrodestra, destra-centro. Io a volte dico di centro-sinistra, perché mi sembra una volta che sia un governo di centro-sinistra. Allora, alcuni punti fondamentali. La questione chiaramente della difesa della famiglia naturale, così come è costituita dal diritto naturale e confermata da tutta la nostra civiltà, da tutta la nostra tradizione. Sembra che questo sia un tema, non dico scomparso, ma che va scomparendo dal discorso del centrodestra italiano. Pensiamo al fatto che all'inizio di gennaio abbiamo visto un'importante convention, come si dice oggi a proposito di sradicalismo italiano. La Lega Arcobaleno, abbiamo visto la Pascale invitata a Roccaraso a parlare di diritti LGBTQ+, eccetera, eccetera. Abbiamo visto poi in extremis invitato Pro Vita e Famiglia nella persona di Jacopo Coghi, il portavoce nazionale, per fare da contrappeso, perché il catch-all party, no? Il partito che deve prendere voti da tutti e da nessuno, che come Salvini sta pensando evidentemente la Lega, aveva bisogno poi di dare un segnale opposto a quelli del nostro mondo, diciamo così, a quelli che hanno una certa storia. Ma anche la Chiesa bergogliana non ne ha più parlato. Chiaramente, sappiamo bene. Se non ci fosse stato un concilio dal 63 al 65 forse non ci sarebbe stato il 1968, perlomeno nel nostro paese. Beh, quello che accade è che abbiamo la necessità di rimettere anche su queste cose i puntini su lei. Pensiamo al tema della vita. L'attuale legislatura si è aperta, non so se ve lo ricordate, con una votazione, è stato nelle prime settimane dopo l'insediamento, una votazione alla Camera dei Deputati di un ordine del giorno con cui la maggioranza parlamentare si è impegnata, cosa che ripeto non era un atto normativo, un ordine del giorno, se ne può fare a meno degli ordini del giorno, no? Si è impegnata da subito a dire state tranquilli, siamo di sinistra. Cioè è partita con un ordine del giorno in cui dichiarava di impegnarsi in ogni caso a non mettere mano in nessun modo alla legge 194, la legge sull'aborto. Cioè pensate voi, ripeto, quale sia la mia sensibilità su questo tema, sensibilità, il mio giudizio di ragione su questo tema penso sia noto, se no non sarei amico di Vito e non sarei qua. Capiamo che nel centrodestra purtroppo ci siano sensibilità diverse, questioni di numeri, la libera democrazia si fa anche con i numeri e quindi lo so che ci sono sensibilità, giudizi per aspetti diversi. È un fatto, dico io, per me non è un valore, è un fatto. Di fronte a questo si poteva fare almeno, scusate il gioco di parole, di votare un ordine del giorno del genere. Si poteva limitarsi a non intervenire su una legge se non ci sono i numeri, le maggioranze, la sensibilità, eccetera, eccetera, per farlo. C'era bisogno di andare dalla sinistra e dirgli io sarò sempre fedele al tuo verbo e alle tue carte? Era necessario? Da questo si vede, ma quale sovranismo e quale sovranità?
se innanzitutto vivi la sindrome di Stoccolma, torno a una delle 3 categorie che ci ha dato prima molto interessanti Leonardo Guerra, poi chiedo, faccio io la domanda sulle altre 2, se mi spieghi bene, perché le altre 2 invece non le conosco, ma sulla sindrome, quindi ti chiedo di aiutarmi, ma sulla sindrome di Stoccolma, ovvero noi viviamo la fascinazione nei confronti di chi ci tiene culturalmente in ostaggio. Noi abbiamo sempre bisogno di parlare il linguaggio della sinistra, di giocare la partita al banco del gioco, perché ormai la società dello spettacolo è la società del gioco, le carte dalla parte del centrodestra, diciamo così, ma il mazziere è sempre un compagno. Chi decide con quale carta giochi, chi decide quale parola devi usare, chi decide che cosa devi dichiarare per avere il diritto di sederti al tavolo da gioco è sempre la sinistra. Serve qualcuno che con una sonora pedata ribalti il tavolo e prenda a calcio nel sedere il mazziere. Questo serve. Questo serve. Il resto a proposito, no? Ma pensiamo al nostro Signore nel Tempio, no? Mi pare che con i mercanti nel Tempio non è che sia uscito proprio a compromessi, quindi ora fuori di metafora si tratta perlomeno di tornare ad essere padroni delle nostre parole, dei nostri concetti e di non accettare condizioni. La sindrome di Stoccolma, lo dice uno che ha vissuto 2 anni in Svezia, se la tengano a Stoccolma, noi non abbiamo bisogno. Questo mi pare che sia la questione. La concezione, la cultura woke, ovviamente, che riguarda tutte queste cose che stiamo dicendo, la controcultura, la subcultura, il tribalismo woke, potremmo dire così. Quindi diciamo la vita, la famiglia, la concezione del diritto penale. Noi tutti, se no non saremmo qua, siamo contrari alle varie aberrazioni su le varie fattispecie, l'omofobia, il femminicidio, eccetera, eccetera. Quello che va capito è anche cosa ci sta sotto. Quali sono le ragioni profonde e qual è la matrice culturale, oltre allo scopo diretto? Lo scopo diretto è metterti in galera perché non la pensi come loro, no? È evidente. Io spiegavo prima della mia condanna. Io sono condannato per il DDL Zan senza che il DDL Zan fosse stato trasformato in legge, una roba, un caso unico in Italia. Hanno utilizzato il 595 codice penale e sono riusciti. Adesso ho fatto ricorso, un corte d'appello, vediamo. L'ultima volta che sono passato dalla corte d'appello, sempre per diffamazione con roba legata alla CGIL, mi hanno assegnato come giudice casualmente il segretario regionale di magistratura democratica. Puro caso. In Toscana per caso succedono queste cose, lungi da me di pensare che ci sia una controprovvidenza che lavora su queste cose, quindi puro caso. Però sono un po' sfortunato e quindi spero la prossima volta di essere un po' più fortunato. Allora, qual è la concezione del diritto che fa da matrice di tutte queste, della legge sull'omofobia, delle proposte di legge sull'omofobia, sul femminicidio, eccetera, eccetera? È una concezione, io questo ho provato a spiegarlo a Salvini un paio d'anni fa, ma non ho ottenuti, per mia colpa probabilmente, grandi risultati, che Matteo Salvini fece un intervento, lo sfrutto come occasione per la spiegazione, fece un intervento pubblico, ovviamente in Senato, quando si trattò di bocciare, cosa che grazie a Dio riuscimmo a fare, era la legislatura in cui tu eri deputato, se ti ricordi al Senato riuscimmo ad affossare il DDL Zan, no? Con effettivamente un bel impegno anche di molti dei parlamentari, dei senatori che in quel momento erano nello stesso partito in cui ci trovavamo io e te, con molte resistenze, ma eravamo ancora lì dentro tutti e due. Io mi ricordo che al netto del risultato che perlomeno ci fu, l'intervento di Matteo Salvini in aula iniziò così: a questo paese serve una legge sull'omofobia. Io rimasi completamente allibito, no? Sapevo qual era la linea per il momento della Lega, affossare. Poi si riprese dicendo, ma disse questa legge sull'omofobia è sbagliata, questa legge sull'omofobia porterebbe in galera persone che non devono stare, non mi ricordo tutti gli argomenti precisi, però si dichiarava contrario a quel disegno di legge. Io mi soffermai sulla premessa, perché sono le premesse che tu segni nella tua attività politica, quella che poi, per quella che Del Noce chiamava necessità delle essenze filosofiche, quando ho citato Del Noce ho visto che c'era chi annuiva, quindi chi conosce questo autore, per necessità delle essenze filosofiche, se tu semini determinati semi, accade che prima o poi questi portano frutto, magari un cattivo frutto. E lì il punto qual era? Il punto era avallare, nonostante la contrarietà sulla singola proposta, e non è ora per fissarmi sulla cosa dell'omofobia, perché riguarda le categorie con cui tutta questa maggioranza parlamentare agisce,
La premessa è: serve una legge contro l'omofobia, ovvero serve ricostruire il diritto penale con la costruzione di una miriade di fattispecie che vadano a colpire determinate sottogruppi, sottospecificità dell'azione criminosa. Ora, questa è una categoria che viene evidentemente da una concezione gramsciana del diritto penale e che il centrodestra si è completamente bevuta. Perché dico gramsciana? Perché quello che Gramsci fa nel nostro paese, quello che Gramsci fa in generale, diciamo più in generale nella storia della filosofia mondiale, è di elaborare una vincente, umanamente parlando, versione della rivoluzione marxista, una versione che introietti, che faccia proprio il momento liberale dell'Occidente, ovvero sarà difficile riuscire in Occidente a fare una vera e propria rivoluzione violenta. Ce l'hanno fatta in Russia, al contrario di quello che pensava Marx, no? Perché per Marx la rivoluzione comunista è possibile solo dopo essere passati dall'industrializzazione e dalla società capitalista, quindi in Oriente sarebbe impossibile. Invece avviene in Oriente, in Occidente Gramsci si accorge che non è possibile. Che cosa si deve fare allora? Si deve produrre la rivoluzione attraverso la creazione, dice lui, di un nuovo senso comune. La creazione di un nuovo senso comune, cioè di un nuovo modo del popolo di percepire la realtà. Questo ci porterebbe lontano fino all'immanentismo, eccetera, eccetera, ma stiamo sui valori, su quello che ci interessa di oggi. Qual è la questione? La questione è creare il diritto penale, una concezione classica, anche una concezione liberale, una concezione classico-romana. Evidentemente serve a retribuire e a punire proporzionalmente il male che è stato commesso contro il bene comune. Ok? Questo è evidentemente quello a cui serve. Quindi retribuire proporzionalmente. Salto la discussione, se no ci facciamo notte la questione chiaramente fine rieducativo della pena, eccetera, eccetera, insomma, Beccaria, lo lasciamo perdere, noi siamo anche per la punizione. Fine sostanziale della pena. Fine accidentale, effetto accidentale della pena è la rieducazione. Ma al di là di questo, la concezione gramsciana del diritto invece ti porta a dire: inventati delle nuove fattispecie che servano a costruire uno stato d'emergenza percepito dalla popolazione, per cui inventando il reato di omofobia, che va a contemplare, al di là dell'abuso che ne farebbero, va a contemplare tutta una serie di atti che già sarebbero puniti, no? Perché se io oggi picchio un omosessuale sono giustamente punito come se picchio un eterosessuale. Se picchio un uomo, se picchio una donna, se picchio un bianco, un negro, eccetera, eccetera, è lo stesso. Lì no? fai un reato in più, invece. Lì fai un reato in più. Aggravante, capito? Evidentemente, anche solo, a mio modo di vedere, il vero fine non è solo ottenere la punizione del povero Valdecamp, che capite, di uno di noi, no? E non facciamo questo genere di cose né contro una categoria né contro l'altra, no? Ma il fine non è solo quello. Il fine è di creare uno stato di allerta e far credere alla popolazione, attraverso la narrazione sull'innovazione del diritto, che ci sia un'emergenza nazionale e che noi siamo fondamentalmente un popolo omofobo che deve estirpare l'omofobia da se stesso. Questo è perché noi siamo un popolo che opprime le donne e che quindi dobbiamo estirpare. È la funzione comunicativa, io dico la funzione pedagogica della costruzione del diritto penale. Ora, una destra che non sia in grado di manovrare, di conoscere, di parlare di queste categorie, ma che destra da essere, al netto che io condivido la tua riflessione tra l'altro sulle parole destra-sinistra, a volte viene spontaneo parlare con le parole così. Infatti, guarda che che hanno fatto quattro parole, sono d'accordo con dovremmo superare destra-sinistra, che sono un'invenzione della rivoluzione francese. Fino al 1789 destra e sinistra come categorie politiche non esistevano, evidentemente. Dunque famiglia, vita, diritto penale, identità cristiana ovviamente, il tema della remigrazione. Il tema della remigrazione che è imprescindibile in questo momento, perché su di esso ne va dell'esistenza stessa dei nostri popoli, sia da un punto di vista materiale, intendo biologico, di esistenza materiale in questo senso, sia da un punto di vista culturale e spirituale. Allora, oggi noi abbiamo il 12, ho fatto due conti, me li sono fatti da solo perché andare a costruirli direttamente dai vari studi, dalle varie fonti è impossibile, no? Quando ci dicono ma quanti extracomunitari, quanti non italiani ci sono, non italiani che sono nati in Italia o con la cittadinanza italiana sin dalla nascita, ci sono nel nostro paese.
quando voi andate a vedere i dati del Ministero, i dati che vi danno non tengono conto del fatto, e anche per fare i paragoni, diciamo, a distanza di 10 anni, quanti ce ne sono in più? Nel frattempo contano quelli che sono arrivati in più, ma nel frattempo sottraggono quelli che hanno ottenuto la cittadinanza. Quindi i conti sono sempre falsati. Allora, se noi andiamo invece a e qui il Covid forse ci ha insegnato qualcosa sulla manipolazione dei dati, no? Come la matematica, la statistica possano essere usati per veicolare una rappresentazione della realtà scientificizzata, che tutto è fuorché scienza, cioè fuorché conoscenza, certa e fondata. Sono andato a farmi, spero di aver fatto bene, purtroppo io ho studiato filosofia, quindi con i numeri, insomma,